Ben ritrovati con Sveglia Trieste, un buongiorno a tutti, buon lunedì 10 giugno, ben ritrovati con la nostra trasmissione che vi terrà compagnia fino alle ore 10 come ormai di consueto. Nella prima parte la rassegna stampa, tra poco leggeremo la pagina meteo con le previsioni di oggi e dei prossimi giorni. Poi i nostri ospiti, oggi saranno due donne, la prima sarà Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, che sarà con noi nella fascia oraria tra le 8 e le 9, è probabile che arriverà qualche minuto più tardi rispetto alle 8, poiché è prima impegnata con un'intervista con la RAI alle 7:30. In seguito, dalle 9 alle 10, Nicole Matteoni, che è deputata della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia ed è anche segretaria provinciale di Fratelli d'Italia, quindi con loro andremo a fare un bilancio sullo scrutinio che riguarda le elezioni europee e quindi i risultati che andremo a vedere anche nel corso della mattinata sono ormai in fase di definizione, ma li vedremo meglio negli aggiornamenti web che forniremo proprio durante Sveglia Trieste. Prima di tutto però la situazione generale prevista dall'Osmer: nei prossimi giorni il graduale avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica favorirà un afflusso di correnti sud-occidentali instabili. Tra oggi e mercoledì passeranno numerosi fronti e successivamente in quota affluiranno masse d'aria più fresca. Per oggi, nella notte e nelle prime ore del mattino, temporali diffusi anche forti. In giornata tempo instabile con nuvolosità variabile, rovesci e temporali sparsi, specie sulla zona montana, possibili però anche lunghe pause senza pioggia. Nel tardo pomeriggio e in serata di nuovo rovesci e temporali più diffusi anche forti, con piogge da abbondanti a intense, sulla costa vento moderato da sud o da sud-ovest, temperature minime tra i 17 e i 20 gradi, le massime 22-24 gradi centigradi. Non andrà meglio domani perché sulla zona montana cielo in prevalenza coperto, sulle altre zone cielo nuvoloso, su tutte le zone rovesci e temporali diffusi anche forti che si presenteranno a più riprese nel corso della giornata con piogge anche intense. Sulla costa sarà maggiore la probabilità di qualche schiarita rispetto alle altre zone. Andando a vedere meglio il dettaglio anche dei prossimi giorni, fino a mercoledì questo fronte interesserà tutta la regione con precipitazioni diffuse. Anche giovedì si presenta come giornata prevalentemente piovosa sulla zona montana, ma non è escluso anche temporali sulla costa, quindi un preludio a un'estate che comincerà ufficialmente verso fine mese, che però mantiene in questo periodo una instabilità dettata da questi fronti che si avvicinano al Friuli Venezia Giulia e che quindi comportano ancora piogge abbondanti, come è già successo un po' per tutto il mese di maggio, almeno alla prima parte di questa settimana. Poi vedremo se ci saranno delle schiarite che rappresenteranno meglio una stagione estiva alle porte. Andiamo a vedere un po' di titoli, ma comincerei visto che comunque oggi sarà tutto prevalentemente inflazionato, parliamo di titoli ovviamente, titoli dei giornali, titoli del web, inflazionato dalle elezioni europee. Volevo aprire il Corriere della Sera, ma andiamo prima al piccolo con la pagina principale: l'onda di destra cresce in Europa, Meloni prima, Forza Italia davanti alla Lega. Cresce il Partito Democratico di Schlein, cala il Movimento 5 Stelle, bene Verdi Sinistra, sfida per il quorum tra Renzi e Calenda. L'affluenza appena sotto al 50%. Queste le percentuali e le proiezioni delle 24, la fonte Opinio per la RAI. Poi vedremo, ripeto, gli aggiornamenti web che sono più freschi come ultimi dati. Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia al 27,7% per le europee di questa votazione di ieri e sabato. C'è anche il confronto con quello che è stato invece il risultato al 2019, quando Fratelli d'Italia aveva preso il 6,4% contro il 27,7% della proiezione delle 24. Il Partito Democratico 23,7 sul 22,7, quindi un punto percentuale in più rispetto al 2019. Il Movimento 5 Stelle tiene all'11,1 rispetto al 17,1% che invece aveva raccolto nel 2019. Andando poi
a vedere anche sempre per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia al 10,5% sale rispetto alle europee del 2019 che era all'8,8%. Ben diversa la situazione di paragone per la Lega, che dal 34,3% delle europee 2019 va all'8%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,6%, era il 4,1% nel 2019, Stati Uniti d'Europa 4% sul 3,1% di 5 anni fa, e poi dove però si era presentata con un'altra formazione diciamo, di coalizione, Azione per Calenda al 3%. A queste elezioni non ci sono dati sulle 2019, quando non si era presentata, proprio per un'evoluzione politica che aveva mescolato le carte in maniera differente rispetto ai partiti proprio di 5 anni fa. In regione i votanti si fermano al 48%, il dato del Friuli Venezia Giulia 9 punti in meno rispetto al 2019, quindi sotto il 50% il dato dell'affluenza. Allora facciamo un giro veloce con il web, andiamo a vedere cosa riportano i siti, cercheremo di andare a vedere un po' tutte le testate. Comunque i dati sono diversi in questo caso, non di molto, relativamente a quanto visto poco fa. Fratelli d'Italia al 28,83%, Partito Democratico 24,04%, Movimento 5 Stelle al 9,92%, Forza Italia, Noi Moderati il 9,72%, la Lega al 9,14%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,62%, Stati Uniti d'Europa 3,73%, Calenda con Azione 3, quindi Azione Siamo Europei 3,31%, poi c'è Pace Terra e Dignità il 2,19%, Libertà 1,24%, il Sul Tirol e il Varspartai 0,53%, Alternativa Popolare allo 0,39%. Queste le indicazioni del Corriere della Sera. Apriamo anche il loro speciale dedicato, così abbiamo i dati in evidenza da poter poi rivedere anche a più riprese nel corso della mattinata. Comunque non sono cambiati di fatto più di tanto. Chiudiamo un po' di banner, ecco i dati che abbiamo visto già dalla prima pagina del Piccolo. Bisogna anche fare poi una relazione su quelli che sono i gruppi, i raggruppamenti europei a cui fanno parte i partiti italiani. Si vede anche proprio accanto al simbolo qui del Corriere, accanto al simbolo del partito ci sono i gruppi dell'Unione Europea a cui fanno parte, tranne il Movimento 5 Stelle che invece fa una corsa a sé, e quindi con l'SCR Group, con i Fratelli d'Italia, l'SND del Partito Democratico, gli EPP dei Popolari Europei, di Forza Italia, Noi Moderati, eccetera, il Renew Europe degli Stati Uniti d'Europa, a cui fa parte poi invece Alleanza Verdi e Sinistra, il Greens, EFA, insomma i raggruppamenti dei vari partiti che in Europa sposano una causa comune e che quindi si vedono, fra virgolette, alleati, insomma in coalizione nei vari paesi. Comunque il dato maggiore lo ha raccolto come singola lista in Italia il partito di Giorgia Meloni, segue il Partito Democratico, e poi dopo un distacco di una decina di punti abbondanti, lo vediamo dalla pagina 28,83, 24,04, quindi diciamo una corsa un po' più a due in questo caso in Italia. Poi subito dopo a non raggiungere, a sfiorare il 10%, sono tre partiti: Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Noi Moderati e la Lega, sotto Alleanza Verdi e Sinistra, e ancora più sotto, e in questo caso si va sotto la soglia del 4%, tutti gli altri: Stati Uniti d'Europa, Azione, Pace Terra Dignità, Libertà, Sul Tirol e Varspartai, Alternativa Popolare, Democrazia Sovrana Popolare, Partito Animalista, Italexit per l'Italia e Rassemblement Val d'Osten. Questi gli altri che hanno ricevuto voti percentualmente molto pochi per ambire a un seggio nell'Europarlamento. Andiamo con ordine. Abbiamo visto il Corriere della Sera, adesso vedremo anche
qualche altra testata. Non cambiano i numeri, per amor del cielo, questi sono e questi restano, ma potremmo andare a buttare uno sguardo anche al giornale. Vediamo un po' i titoli del web in particolare, perché sono dati aggiornati. E quindi europee, Fratelli d'Italia al 28,9, Partito Democratico al 24,9, 5 Stelle al 9,5, Meloni ci chiedono di andare avanti. La diretta web delle varie testate che stanno seguendo le votazioni e quindi i numeri che sono riportati poi dalla fonte del Ministero degli Interni. Andiamo a vedere gli altri titoli. Regionali in Piemonte, Cirio verso il bis, stacca Pentenero di 16 punti, le amministrative, tutti i risultati città per città. All'interno, come sappiamo, poi lo spoglio seguirà anche in quelle che è il voto per le amministrative e di conseguenza in Friuli Venezia Giulia. Nella provincia di Trieste abbiamo i comuni di San Dorligo della Valle d'Olina, Sgonico e Morrupino, che vanno a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Fratelli d'Italia è il primo partito, il centrodestra cresce di 3 punti, europei, Lischlein travolge Giuseppe Conte, Calenda e Renzi temono il tonfo, entrambi rischiano di finire sotto il 4%, Ilaria Salis è europarlamentare, l'annuncio di Bonelli e Fratoianni, e poi interni, niente bis per Santoro, in Unione Europea i pacifisti si fermano al 2%, alcuni dei titoli principali del giornale. Chi cambia bandiera è un traditore, Vannacci punge Bossi. E poi anche in Europa, non solo in Italia, tutte le ripercussioni del voto europeo, boom di Le Pen, Macron crolla, tornare al voto, Parigi svolta a destra, Bardella chiede il ritorno alle urne, un vento di speranza si è alzato ed è solo l'inizio, il virgolettato ripreso da Massimo Balsamo. Marine Le Pen esulta, è l'alba di un nuovo giorno per tutte le nazioni, ha detto, e quindi i seggi, il Partito Popolare Europeo primo, regge la maggioranza di Ursula von der Leyen, fermeremo gli estremisti, ha detto. La Germania vira a destra, il segnale per Scholz e per l'Europa, l'exploit dei nazionalisti dell'FPO in Austria, la Spagna, i popolari verso la vittoria risicata sui socialisti di Sanchez, e poi ancora per le altre nazioni, terremoto politico in Israele, Benny Gantz lascia il governo, ma qui siamo già alla pagina che si occupa poi del conflitto e delle tensioni in Medio Oriente. È chiaro che anche Stati Uniti, Medio Oriente e Russia guardano con interesse al voto europeo per questioni geopolitiche, anche per capire poi come si assisterà il Parlamento europeo come maggioranza, come peso di maggioranza in quelle che saranno le leggi, le decisioni, le ratifiche che il Parlamento dovrà fare sul Consiglio europeo quando si tratterà di emanare e regolare delle leggi che hanno a che fare con tutto il continente. Andiamo di nuovo con ordine, anche per chiudere un po' la rassegna stampa del Piccolo, visto che l'abbiamo aperta solo con la prima pagina. Come detto, buona parte dell'attenzione questa mattina è dedicata alle elezioni europee, ma che vedremo meglio negli aggiornamenti via via nel corso della mattinata. L'assedio ai partiti europeisti, scrive Marco Zatterin, le due leader più forti dopo il voto, secondo Carlo Bertini. Il fronte Italia, è chiaro che fra Meloni e Schlein e questi risultati che premiano entrambi i partiti, Fratelli d'Italia, se guardiamo con il rapporto 2019, ovviamente cresce e di molto. Il Partito Democratico migliora la performance del 2019, crollano fondamentalmente tutti gli altri, o meglio il Movimento 5 Stelle e la Lega in particolare. Cresce anche in realtà il gruppo di Forza Italia con Noi Moderati, che supera le aspettative dell'8%, arriva quasi sfiorando il 10%. Questi sono ancora dati non aggiornati, ovviamente quelli pubblicati dal quotidiano che è stato stampato ieri sera e quindi non ha avuto l'aggiornamento delle ultime ore. Vienna, gli eredi di Haider ora sognano la cancelleria. Il centro-est Europa, abbiamo visto l'affluenza in Friuli Venezia Giulia, questi sono dati certi perché sono chiusi alle 23, poi Matteotti comprese e gli fu fatale. Invece l'ultimo titolo che chiude la prima pagina del Piccolo, 10 giugno 24, 10 giugno 2024, dal 1924 a oggi.
è qui l'articolo di Filippo Tosatto. La maggioranza filo Europa resiste, ma le destre avanzano ovunque. La marea di partiti sovranisti travolge soprattutto Macron e Scholz, ma non riesce a sfondare l'Europarlamento. Questa è la prima ipotesi di composizione del Parlamento europeo, con la distribuzione dei seggi. La maggioranza va al Partito Popolare Europeo assieme al raggruppamento di Renew Europe e di ECR, il raggruppamento, e quindi fondamentalmente di un buon spaccato della destra anche italiana. In Francia stravince Le Pen, Macron convoca le elezioni, vittoria schiacciante del partito di estrema destra, sciolta l'Assemblée Nationale, paese in subbuglio a ridosso dei giochi olimpici. La leader esulta: siamo pronti a governare, ora si vota di nuovo. La Francia, leggiamo, è sotto shock. La vittoria schiacciante senza appello del partito di estrema destra di Marine Le Pen alle elezioni europee. Ha reagito dopo pochi minuti il presidente sconfitto e sconfessato Emmanuel Macron. Non posso fare come se niente fosse. Ho deciso di ridare a voi la scelta sul vostro futuro parlamentare con il voto. Sciolgo questa sera l'Assemblée Nationale, ha annunciato. Subito dopo una raggiante Le Pen ha preso la parola: siamo pronti a governare. La Francia entra in una fase istituzionale finora sconosciuta e densa di incognite. Tutto sembra possibile in un paese che si trova impegnato con tutte le sue forze nella preparazione delle imminenti Olimpiadi. È certo non facile gestire un'elezione, un ritorno al voto con anche delle Olimpiadi che verranno organizzate da qui a brevissimo. Fratelli d'Italia, primo partito in Italia, il Partito Democratico di Schlein in crescita. Secondo i primi exit poll disponibili c'è un testa a testa tra Forza Italia e Lega, il Movimento 5 Stelle al terzo posto, ma in calo, Verdi e Sinistra invece in progresso. Il sorpasso di ADF sorprende la Germania. Olaf Scholz ci aveva messo la faccia, c'è il suo volto sui manifesti elettorali in Germania e dunque queste elezioni europee nella Repubblica Federale, dove la CDU si è fermata come primo partito e l'ultradestra ha sorpassato i socialdemocratici, sono uno schiaffo al cancelliere. Con il voto del 9 giugno anche i tedeschi si sono spostati più a destra, e questo a poche ore dal risultato scioccante arrivato dall'Austria, dove gli estremisti del FPO sono risultati per la prima volta in vantaggio su tutti, e quindi cambiano gli equilibri in diversi paesi europei. Meloni e Schlein, test ok, escono rafforzate dallo scontro diretto, la Premier supera l'esame, la Dem guida il più forte partito del socialismo dell'Unione Europea. Anche per questo ne esce, secondo la stampa, come dire, positivamente il Partito Democratico e delle Schlein, perché nei poli, diciamo, di centro-sinistra europei il Partito Democratico è quello che ha raccolto il maggior numero di consensi. Dove nasce la sfiducia per le urne, scrive David Allegranti nel suo commento, che guarda invece a quelle che sono quella che è stata l'affluenza fondamentalmente. Poi vedremo anche il dato medio europeo con quello italiano. Per cambiare l'Unione le destre hanno bisogno del grande centro. Partiti europeisti sotto assedio ma hanno il consenso utile per tenere le redini. La festa in Germania per Alice Weidel, il gruppo e il leader Tino Schurpalla dell'ADF sotto Emmanuel Macron, l'annuncio di rimettersi al voto dei francesi. Casellati, votare è un dovere, non si lasci decidere agli altri. La ministra a Padova: ognuno di noi deve fare la propria parte. Il presidente della Camera Fontana: al seggio nella mia Verona. Anche in regione Massimiliano Fedriga è andato a votare nel seggio di appartenenza, lo vediamo qui in fotografia. L'affluenza per province e comuni, andiamo a dare uno sguardo giusto per raccogliere dati statistici. Quindi il 44,1% ieri a Trieste contro il 52%, diciamo tondo, del 2019, quindi in calo l'affluenza un po' in tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Gorizia ha votato il 51,2% contro il 58,2% di 5 anni fa. Confronto anche nella provincia di Udine, dal 59,7 al 50,3 dato delle 11 di ieri, dal 55,6 a Pordenone nel 2019 al 46,5 di quest'anno. Ci sono poi le suddivisioni dei comuni anche all'interno
dei singoli capoluoghi, anzi delle singole province, perché abbiamo visto poco fa solo i capoluoghi: Duino Orisina 57,9, a Muggi 55,2, a San Dorligo Dolina 63,4, a Morrupino il 70,1, a Sgonico il 65,5. Teniamo conto che questi ultimi 3 eletti sono comuni che sono andati al voto anche per la propria amministrazione comunale, e quindi c'è stato probabilmente un incentivo maggiore a voler andare a votare in questa tornata, perché si faceva un tutt'uno, il voto per il sindaco e per eventualmente una preferenza del consiglio comunale, e già che c'era anche il voto alle europee. Quindi i dati di Morrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, che vediamo maggiori rispetto alle singole invece sezioni dei comuni che hanno votato solo per le elezioni europee, sono maggiori, e insomma l'esempio è Morrupino 70,1% contro Trieste, il dato è ben diverso. In queste europee del 2024 rispetto al 19 dati nettamente diversi, quindi un calo abbastanza netto delle affluenze, un po' sparpagliato in tutte le province. Ci sono i confronti con il 2019 messi proprio in colonna, che fanno ben capire che dal 51% delle europee del 2019 si passa al 43,2% invece della giornata di ieri alle ore 23, e siamo in questo caso a Trieste. Noi ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per invece il consueto collegamento relativo al traffico e alle segnalazioni. Con noi l'ispettore capo Roberto Leonardi, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Bene, prego. Allora, ieri sera tutto sommato è andato tutto quanto bene, dopo il concerto, perciò non è successo nulla di particolare, anche perché avevamo parecchio personale sul posto. Perciò passiamo alla giornata di oggi. Per quanto riguarda oggi abbiamo alle ore 21, ma comunque il nostro personale è sempre presente sul posto, la partita di basket Trieste-Cantù alle ore 21, e poi una cosa importante che devo segnalare è la chiusura della galleria Carso. Sì. Nello specifico viene chiusa per lavori trattati ovviamente dall'ANAS dalle ore 7 di oggi alle ore 24 del giorno 22 del 6. La direttrice è quella da Rabuiese verso Molo Settimo. Per il resto altre cose che riguardano la viabilità ordinaria non ve ne sono, perché ci sono delle manifestazioni ma non riguardano appunto la viabilità, sono fuori dall'asse viario. Bene. Perciò per la giornata di oggi direi che proprio non avrei null'altro da aggiungervi. Grazie l'ispettore capo Roberto Leonardi. Buona mattinata, salve. Una buona giornata e un buon lavoro a lei, come ovviamente anche a tutti i suoi colleghi. Andiamo a leggere le altre notizie del piccolo. Abbiamo visto l'affluenza a quota 48%, la partecipazione al voto si ferma a 9 punti in meno rispetto al 2019, Friuli Venezia Giulia ha avviato una quota di astenuti superiore alla media nazionale, amministrative si tocca quota 55%, la provincia di Trieste maglia nera con poco più del 44%, sopra il 50% soltanto i territori di Udine e di Gorizia. Rizzetto di Fratelli d'Italia dice il partito di Giorgia Meloni e il governo sono più forti di prima. Conti del Partito Democratico, il PSE è centrale. Segretario meloniano, dobbiamo analizzare perché pochi italiani sono andati alle urne. Savino di Forza Italia, risultato soddisfacente. Dreosto della Lega, attendiamo i dati definitivi che sono in aggiornamento. Vediamo i volti proprio di chi è intervenuto a commento, che sono i segretari dei 4 partiti a livello regionale, ovvero Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. In ogni caso adesso in Europa qualsiasi maggioranza dovrà confrontarsi con i partiti conservatori dei diversi paesi, ha detto, oltre a essere segretario regionale e anche deputato. Sandra Savino, sottosegretaria al MEF e segretaria regionale di Forza Italia, ha detto forse i cittadini non sono consapevoli dell'importanza di queste elezioni, quanto a Forza Italia i primi numeri sono positivi. La segretaria regionale del Partito Democratico, Caterina Conti, i partiti europeisti hanno ancora la maggioranza a Bruxelles e questo è politicamente molto importante. Il segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, nonché senatore, Marco Dreosto, dice sono dispiaciuto per la disaffezione delle persone dovuta anche alle politiche degli ultimi anni dell'Unione Europea, e quindi la rifà anche una questione di retaggio
di come sono andate le questioni europee negli anni e che hanno allontanato i cittadini dalle urne, Dreosto rispetto al voto, o meglio al non voto di questa tornata. A Mossa e a Farra arrivano le riconferme di Russian e Turchetto, il Trestino Sluga conquista Fornia Voltri. Per quanto riguarda le comunali, neo-diciottenni e anziani al voto per la nuova Europa, siamo tutti coinvolti, gli elettori divisi fra fiducia e scetticismo, ambiente e sanità in testa alle tematiche citate, assieme al nodo della pace. I padri fondatori crearono l'Unione Europea proprio per averla, hanno detto le persone che si sono fatte sentire con i colleghi del Piccolo. Litigio fra candidati a grado, uno finisce al pronto soccorso, sono stati fatti intervenire carabinieri e polizia, si è votato per il Parlamento europeo ma anche per il rinnovo dell'amministrazione comunale. Ieri a Grado è stato proprio quest'ultimo versante, va registrata una lite non soltanto verbale tra candidati di diverse coalizioni, una persona è finita al pronto soccorso per un lieve trauma a un occhio, all'esterno di uno dei seggi in cui si votava. Tutto è filato pressoché tranquillo fino all'ora di pranzo, quando su un marciapiede nei pressi del seggio si è scatenato un battibecco tra due candidati di opposte coalizioni, battibecco durante il quale, oltre alle accuse, è volato un ceffone. I fatti sono stati seguiti e poi confermati dalle forze dell'ordine. Pare che si sia aggiunto pure un tentativo di pedata, comunque non andato a segno, nei confronti di una terza persona, anch'essa candidata, che avrebbe cercato di intervenire. Di certo uno dei due candidati, dopo aver ricevuto un ceffone, si è recato al pronto soccorso, dove gli è stato riscontrato un leggero trauma all'occhio sinistro, con prognosi di un giorno. Tutto è iniziato con un candidato che accusava l'altro di non poter stazionare davanti ai seggi, sentendosi rispondere di esserne invece autorizzato in quanto anche rappresentante di lista, cosa peraltro che è stata confermata dal presidente di uno dei seggi stessi. Si è giunti così al punto in cui è stato richiesto l'intervento del vigile di servizio, che in quel momento si trovava sul posto, e di seguito sono stati fatti arrivare anche i carabinieri. Più tardi è intervenuto per completare gli interrogatori anche personale di polizia. Il fatto è accaduto, come detto, all'esterno, dove si trovava anche la terza persona che poi è stata coinvolta senza diciamo, subire violenze o che sia. Austria, la destra ora punta al governo con l'inedita affermazione di ieri: i sovranisti dell'FPO ipotecano la poltrona di cancelliere, in gioco alle politiche di settembre. Il presidente dell'Austria Alexander Van der Bellen, qui in foto, invece Harald Wilimski, candidato di punta del partito austriaco FPO, indietro i popolari, i socialdemocratici, seguiti dai verdi e dai centristi di Neos. Anche la Slovenia svolta, trionfo per l'SDS di Janša, niente testa a testa con il movimento di Golob, la formazione dell'ex primo ministro nettamente in testa con il più del 30%. In Croazia vince l'astensione, Plenković resta saldo in sella, alle urne appena un elettore su 5, l'HDZ, il partito conservatore guidato dal Premier, si aggiudica 6 seggi, 2 in più rispetto al 2019. Iniezione di fondi dell'Unione Europea per i porti croati, 165 milioni, stanziamento massiccio, 25 progetti approvati, 11 quelli già ultimati, lavori quasi finiti in 8, più indietro altri 6 saranno conclusi dopo l'estate con i fondi europei. Gantz abbandona Netanyahu, impedisce la vera vittoria. L'ex generale annuncia le dimissioni col cuore pesante, dice, il premier traballa, ma non cade. Hamas denuncia, sono 274 le vittime del blitz israeliano, anche 3 ostaggi, ucciso dal dolore poco prima della liberazione del figlio, trovato morto in casa. Queste le ultime sul conflitto. 6 candidati a Teheran e quasi tutti falchi, scartato Ahmadinejad. Il 28 giugno l'Iran sceglie il successore di Raisi. Distrutto un caccia Su 57 russo, Kiev esulta, è la prima volta, secondo gli Stati Uniti, lo slancio dell'operazione a Kharkiv si è esaurito. Questo è un esemplare del caccia russo Sukhoi Su-57, la sigla dell'aereo che è stato distrutto. Maxi furto da Bulgari in via Condotti, 3 ladri e un bottino da 500.000 euro, siamo a Roma, i rapinatori esperti sono entrati nella gioielleria da un buco sul pavimento del negozio della celebre Maison. Questa per quanto riguarda notizie di cronaca. Natisone, verifiche sui contatti tra Patrizia e gli operatori del 112, la procura punta a stabilire
quanti e quali addetti hanno risposto alle domande di aiuto della ragazza. Ogni richiesta può essere gestita da più colleghi, sui monitor le azioni già effettuate. Nella stessa pagina, arrivati i genitori di Christian, le ricerche proseguiranno, il giovane è ancora disperso e anche se il quadro meteorologico non sorride ai soccorritori in questo caso per cercare il ragazzo, le ricerche proseguiranno anche in questi giorni. Noi dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo per una breve pausa, torneremo per vedere meglio le altre notizie del piccolo, anche con le pagine interne. Tutta la mattinata terremo uno sguardo ai dati delle affluenze anche per commentarli meglio poi con i nostri ospiti che arriveranno dalle 8 e un quarto circa in poi. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, questa mattinata che è condizionata dall'esito del voto delle elezioni europee, un'affluenza comunque bassa che ha condizionato un po', ha contraddistinto un po' tutta l'Europa. Andiamo a vedere alcuni dati, poi torniamo al piccolo con le notizie locali. La distribuzione degli elettori per circoscrizioni, l'Italia nord-occidentale, l'Italia nord-orientale, quella centrale e quella meridionale e poi le isole. Per quanto riguarda l'Italia nord-orientale, il raggruppamento che include Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna è lo spicchio di torta in arancione e quindi 8.876.086 cittadini al voto. Questa è la distribuzione degli elettori per circoscrizioni. Sono dati che si possono facilmente trovare nel sito del Ministero dell'Interno, che va a raccogliere tutta una serie di statistiche che qui potete vedere anche raggruppate per nome: il corpo elettorale, gli elettori per circoscrizioni, i diciottenni, gli elettori votanti, quelli per residenza, comuni e sezioni. Lo sguardo poi ci cade sulla grafica del risultato del voto europeo dal sito proprio dell'Europarlamento, ovviamente nella versione in italiano, risultati delle elezioni europee in tempo reale, gli ultimi aggiornamenti dei 26 paesi disponibili. Qui ci sono tutte le voci con le affluenze provvisorie, i risultati provvisori e tutto il resto. E in questo momento la distribuzione dei seggi nell'Europarlamento, dei 720 seggi, è così suddivisa. Proviamo a ingrandire un po', anche se poi, ecco qua, le scritte sono un poco più in piccolo, ma almeno riusciamo a dare uno sguardo un poco più accurato. Sarà in carica per 5 anni. Il maggior numero di seggi in questo caso sta andando al Partito Popolare Europeo, il gruppo del Partito Popolare Europeo Democratici Cristiani, con questa fetta in blu che la va per la maggiore. Poi invece il gruppo d'alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo, a cui fa parte il Partito Democratico in Italia, fa parte invece nel gruppo dei popolari europei partiti come Forza Italia, Noi Moderati. E ci sono poi, come detto, i 139 seggi sui 184 di prima delle socialisti e democratici, ci sono i seggi del gruppo dei conservatori riformisti europei, i 73 seggi, anche questi colorati di una tonalità diversa di blu. Seguono gli 80, anzi anticipano gli 80 del gruppo di Renew Europe, che hanno a che vedere in Italia con partiti come Stati Uniti d'Europa e Azione, e poi via via un po' tutti gli altri per comporre poi i 720 che, come detto, abbiamo visto sono ancora dati provvisori del Parlamento Europeo. Questa è la mappa dell'Europa che è andata al voto, ovviamente, e si possono vedere i dati anche nazionali. I gruppi intanto politici nel Parlamento Europeo, come abbiamo visto prima dal grafico, sono questi, vengono messi in
colonna. I risultati per partito nazionale, ripeto ancora una volta fino allo sfinimento, sono dati ancora provvisori, ma si avvicinano ormai insomma a quelli che saranno reali. La differenza sarà abbastanza minima rispetto a quello che leggiamo in questo momento. Fratelli d'Italia 28,59 primo partito, Partito Democratico 25,58, 5 Stelle a 9,66, la Lega all'8,81, Forza Italia Noi Moderati 8,80, l'Alleanza Verdi e Sinistra 6,86, Stati Uniti d'Europa 3,59, Azione Siamo Europei 3,24, Pace Terra e Dignità 2,31, Libertà 1,13, Sud Tirolo e il Varspartei 0,73, Democrazia Sovrana e Popolare 0,16, raggruppamento di altri partiti che hanno raccolto lo 0,54%. Questi sono i dati, quindi gli esiti a livello nazionale su come è andata in questo 2024. Diamo uno sguardo in Francia per fare un esempio, dove il grosso l'ha fatto il Rassemblement National con il 31,5% e poi le Bisogni d'Europe, la coalizione che include diversi partiti al suo interno, però è staccato praticamente di molto, con il 14,5%, il Réveillez l'Europe, la coalizione di Partito Socialista e di Place Publique al 14%, poi la France Insoumise al 10,10% e via via tutti gli altri, anche la sinistra unita, i vari partiti che poi sono percentuali diverse, molto più basse. Andiamo in Spagna con il Partito Popolare al 34,18% e poi il PSOE, Partito Socialista Obrero Español al 30%, nettissima in questo caso la linea di demarcazione, perché dal 34,18 e 30,19 si passa al successivo che è al 9,62, che sono quelli di Vox, il gruppo dunque di Vox. Andiamo in Germania con il 30,3% del Christliche Demokratische Union, che va a prendere la quota maggiore, seguono l'alternativa poi la Germania, la AfD al 15,6% e poi i socialisti al 14,10%. Insomma abbiamo visto un po' i paesi nostri più di riferimento per quelle che sono le politiche europee, ma guardiamo anche quelli vicini come l'Austria, che ha il 25,7% del gruppo dell'FPO, e invece per quanto riguarda l'Unione Austriaca il 24,7%. È una partita che si diciamo in qualche modo stabilizza su una percentuale fra il 25 e il 23% almeno su 3 partiti, poi gli altri vengono in qualche modo allontanati di 10 punti percentuali abbondanti, e quindi in Austria c'è stata una situazione leggermente più equilibrata, almeno fra 3 gruppi principali. In Slovenia la Slovenska Demokratska Stranka al 30,82%, il Gibanje Svoboda invece al 22,10%, il gruppo Vesna al 10,48% e poi i socialisti e via via gli altri. Andiamo in Croazia con il 34,6% dell'Unione Democratica Croata e poi invece il raggruppamento anche piuttosto corposo della coalizione SDP, il Partito Socialdemocratico Croato, il Centro, tutti gli altri partiti che si sono agganciati, il 25,96%, anche qui poi una netta separazione con l'8,82% del gruppo che arriva in qualche modo a prendere il terzo valore percentuale di preferenze in Croazia. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Io chiamo da Valmaura. Allora, è da stamattina alle 7 che ascolto tutto questo delle votazioni, eccetera. Cose anche che sentirò poi per il telegiornale nazionale, eccetera. Fatti i sondaggi su Trieste e provincia, io vorrei sapere com'è andata la disinfestazione per la zanzara, che è una cosa che proprio mi interessa molto più di cosa hanno fatto in Francia e in Spagna. Va bene, andremo a leggerlo adesso all'interno del piccolo. Ecco, perché dalle 7 che ascoltiamo questo dei partiti e che torno a dire, giustamente la nostra regione, la nostra città,
ma insomma tutta l'Europa ce lo dirà anche il telegiornale nazionale, no? Certo, assolutamente. Ecco. Bene, io aspetto le notizie di Trieste. Benissimo, grazie. Allora, noi continuiamo con la rassegna stampa, tra un po' quella del Piccolo. Andiamo a vedere anche però delle mail. Una di queste dice: tramite voi vorrei ringraziare gli addetti ai seggi di via di Calvole e le tante persone che vedendomi in difficoltà si sono offerte di aiutarmi. Non sono abituata ma mi hanno commossa, grazie di cuore, vi prego trasmettete il mio grazie da parte di Erika, che quindi vuole ringraziare chi l'ha aiutata per riuscire a recarsi al voto. Un'altra mail e poi arriviamo anche alle altre notizie del Piccolo. Buongiorno, una mia breve analisi sul voto. Fratelli d'Italia tiene ed avanza nonostante chi più a destra si sia astenuto dal votare perché non rappresentato. Il Partito Democratico in rialzo, così che la loro leader potrà dire e fare baggianate sgretolando ogni giorno di più il suo partito in Italia. I Verdi e i nulla facenti da centro sociale sono riusciti a fare eleggere una personcina che farà vergognare il popolo italiano, un po' come la volta in cui fu votato Toni Negri, che fuggì dal paese 10 minuti dopo essere stato eletto. Lega e Forza Italia tengono, 5 Stelle ridimensionati, gli altri svaniscono. Unione Europea sostanzialmente a destra, con Ursula che tenterà un'amalgama inconcludente in stile sinistra italiana, in barba al voto popolare. Grazie dell'attenzione, ci scrive Piero. Buongiorno, le associazioni private dette partiti nelle elezioni europee sono andati sotto il 50%, è un segnale che i cittadini hanno poca sfiducia nei partiti, invece ci scrive Nevio sull'affluenza al voto. Andiamo adesso alle notizie. Avevamo visto prima dei soccorsi al Natisone tornando in regione e quindi le notizie di Trieste che si aprono con i concerti. Gli anni 90 accendono il Rocco, l'urlo dei 25.000 per Max Pezzali, stadio sold out per il cantante ex 883, idolo di intere generazioni. Sul palco Ragnatele e Arbre Magique, anche per accompagnare il cantato a una scenografia che ha coinvolto lo stadio Rocco. La lunga attesa fuori dai cancelli tra giovani fan e tanta nostalgia, in migliaia in fila a Valmaura, è fine dal pomeriggio, le sue hit ci fanno tornare indietro nel tempo, tutti i cori delle comitive poi fra chi era all'interno e chi all'esterno dello stadio prima e dopo il concerto. Quei brani cantati in due che legano padre e figli, coppie di innamorati, Simone con il papà Dennis, una passione tramandata fin da bambino, Federico e la moglie Catherine, con lui abbiamo ballato al matrimonio. Andiamo superando la pubblicità alle notizie di cronaca. Morto anche il conducente della Mercedes, il duinese Ghidini, aveva provocato lo scontro con il tassista Burigato, poi deceduto. Auto e cellulare sotto sequestro. La donna coinvolta nella terza vettura ricoverata in ospedale non è in pericolo di vita. Su questo vediamo l'aggiornamento nel servizio. Sale a 2 il bilancio delle vittime dell'incidente di Sistiana. Nella notte è deceduto anche Paolo Ghidini, l'ingegnere settantenne di Sistiana, che ha causato il tragico schianto alla guida della Mercedes classe GLA. Era morto sul colpo invece il tassista di Ronchi Roberto Burigato, di 54 anni, nel sinistro che ha coinvolto complessivamente 5 auto, di cui 2 parcheggiate a bordo della carreggiata. Ghidini aveva riportato traumi gravi, tra cui la rottura del bacino, ma era stato ricoverato a Cattinara in codice giallo in condizioni inizialmente stabili. Poi durante la notte le complicazioni, presumibilmente a causa di altri traumi interni, e il ricovero nel reparto di rianimazione dove l'uomo si è spento. Il settantenne stava viaggiando con la sua Mercedes in direzione Trieste e probabilmente a causa dell'elevata velocità ha perso il controllo del mezzo e invadendo la corsia di marcia opposta. Un impatto violentissimo e frontale, risultato fatale al tassista di Ronchi che faceva quotidianamente la spola fra l'aeroporto e il capoluogo giuliano. Sul posto sono intervenute 3 ambulanze, l'elisoccorso regionale e i pompieri, ma per il tassista non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Spetta ora al PM Federico Frezza, insieme ai carabinieri della stazione di Aurisina, accertare le esatte dinamiche e cause della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente della Mercedes, anche grazie alle telecamere piazzate in zona, valutando anche l'esito dell'alcol test effettuato dai sanitari dopo il sinistro.
Ancora cronaca con un fatto che ha scosso l'abitato di San Luigi, trovato in coma sul pianerottolo dopo essere stato picchiato in casa. Si tratta di un cittadino straniero scoperto da una giovane rientrata a mezzanotte nella sua abitazione in un immobile di San Luigi. Il fatto che andiamo a riepilogare nel servizio, anche questo è andato ieri in onda nel corso del telegiornale. A un certo punto addirittura una ragazza è tornata a casa e si è trovata uno straniero disteso per terra, tutto insanguinato, che non rispondeva, davanti proprio alla porta di casa. E ovviamente ha preso paura, abbiamo richiamato la polizia, l'ambulanza, l'hanno portato via. E questa è la scena che si è trovata di fronte una donna che risiede nel condominio in via del Biasoletto 2 nel rione di San Luigi, un rione peraltro non toccato da fatti violenti da molto tempo e in particolare nell'ultimo periodo ritenuto assolutamente tranquillo. Il tutto è scaturito da un appartamento in cui si danno appuntamento una decina di stranieri quasi giornalmente e non mancano le urla e le liti. Ieri sera però la situazione si è fatta seria, già alle 7:30, 8 di sera una prima lite furibonda, poi poco prima di mezzanotte sono volate botte da orbi, in particolare al capo di uno di questi giovani stranieri che è finito a terra esanime sulle scale del condominio ed è stato necessario l'intervento d'urgenza di un'autoambulanza che lo ha ricoverato all'ospedale di Catinara con forti traumi cranici e un'emorragia in corso. Perché comunque è stato un grande spavento vedere anche banalmente il sangue sulle scale e poi sapere cos'era successo a casa nostra, proprio perché è successo proprio nelle scale di casa, no? Ed è stato comunque abbastanza, cioè poteva trasformarsi ancora di più in una tragedia se venivano coinvolte altre persone, perché non si sa mai cosa poteva succedere, quindi è andata anche bene in realtà. La squadra mobile ha già messo le mani sull'aggressore, un uomo che peraltro era armato anche di coltello e l'ha trasferito in questura per gli accertamenti del caso. L'uomo ricoverato all'ospedale di Catinara per fortuna non rischia la vita, ma i traumi al capo, i traumi cranici sono del tutto seri. Altre notizie dal piccolo, i residenti chiedono sicurezza, strano, via vai di migranti, gli inquilini si rivolgono all'Ater, i residenti di via Biasoletto 2 intendono ora rivolgersi all'Ater per mettere al corrente la dirigenza e l'amministrazione dell'ente di quanto stia succedendo in questo periodo all'interno della palazzina dell'edilizia residenziale. Oltre alle liti, i vicini segnalano anche lo strano giro di stranieri, siamo tutte famiglie serie che lavorano, spiegano e cercano nel migliore dei modi di vivere dignitosamente. Ciò che è successo l'altra sera è solo l'epilogo di qualcosa che era già stato annunciato, hanno detto i residenti. Violenta lite in via Vasari, trovato un coltello a terra, ennesimo episodio in città, sabato notte attorno alle 23. La polizia che stava monitorando la zona attorno a piazza Garibaldi è stata allertata da alcuni passanti che hanno segnalato una violenta lite in corso in via Vasari all'altezza dell'incrocio con via Oriani. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno trovato dei giovani pakistani alterati dall'abuso di alcol che all'arrivo della pattuglia hanno cercato di dileguarsi. Passanti che avevano dato le indicazioni alla pattuglia hanno però fornito dettagli precisi riferendo di aver visto uno dei giovani brandire un coltello. Gli agenti della locale hanno infatti rinvenuto un coltello a terra, probabilmente gettato tra le automobili da uno dei ragazzi coinvolti nella lite. 3 persone sono state identificate. Schiamazzi e urla di notte in strada, bottiglia lanciata contro la finestra, un nuovo caso in via Sette Fontane. Ancora liti e caos notturni in via Sette Fontane, sempre all'interno e all'esterno di un bar già teatro di recenti disordini. I residenti hanno chiamato la polizia dopo una zuffa tra stranieri, evidentemente l'ennesima che si è verificata attorno all'1:30. Parte il cantiere della Luminosa, entro sabato la demolizione, l'intervento in via Carducci per consentire i lavori, verrà spostata temporaneamente di pochi metri la fermata degli autobus e dunque in settimana la vecchia Luminosa verrà rasa al suolo, poi entro 4 settimane, meteo permettendo, verrà installata la nuova struttura più moderna inserita in una postazione di marciapiede riqualificata. Videocamere di telesorveglianza, schermi di ultima generazione saranno un po' il nuovo volto della Luminosa. Poi c'è un angolo sui ricordi di chi quel punto lo utilizzava come luogo di ritrovo, ma anche come luogo dove andare a
vedere le locandine degli spettacoli. Palazzo Callister pronto per diventare un albergo, gru davanti alla stazione, l'edificio eclettico di proprietà della famiglia Lockhart. Ripresa dei lavori in grande stile a Palazzo Callister in Piazza Libertà, sulla diagonale della stazione centrale, di fianco a Palazzo Economo, sede della soprintendenza. L'altra sera è stata montata la gru, che ieri era possibile osservare in tutta la sua prestanza, a dominare la facciata dello stabile. Il cantiere è a cura dell'impresa torinese Sacco, che lo aveva aperto ai primi di aprile in occasione del Salone della Bellezza Architettonica. L'edificio, costruito in stile eclettico su progetto di Giovanni Scalamanini, nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, è destinato a diventare un albergo a 4 stelle. Il progetto, elaborato dallo studio Gasperini, era stato presentato nel 2020 ed erano già state reperite le parti esterne dalla Triestina, la ditta triestina Rosso, e quindi questa grande gru che vedete in Piazza Libertà è propedeutica alla costruzione e alla realizzazione di questo albergo all'interno del palazzo di Piazza Libertà. In zona industriale in arrivo una nuova videosorveglianza, l'operazione del Coselag, intervento programmato sulle vie Caboto, Herrera, Malaspina, via Flavia, e Pietraferrata, installazione finanziata dalla Regione con 400.000 euro, lavori alla Calzavara, questo lo scrive Massimo Greco nel punto della zona industriale e dei lavori. Terminato il cantiere all'ex Infopoint di Piazzale Caliterna, siamo a Muggia, sarà una stazione marittima intermodale. Poi le amministrative di San Dorligo, Sgonico e Morrupino, la domenica di vigilia dei candidati sindaci tra relax e trepidazione. Hanno così passato, ognuno a modo suo, il proprio tempo libero, i candidati per i comuni che vanno al voto nella provincia di Trieste. Il panorama di Muggia fra sole e fiori nella foto del giorno, l'altra invece i 1000 colori delle piante che guardano verso il golfo. Così i cambiamenti climatici favoriscono le specie aliene, e l'esempio del granchio blu, che ormai è diventato di casa nell'Adriatico, un po' tutto il Mediterraneo. C'è un altro inserto anche oggi, lunedì 10 giugno, con il Nord-Est Economia, dal grande freddo al caldo tropicale, i nostri tetti a prova di tempesta, l'alimentazione made in cittadella dei cavalli di Re di Giordania, e poi l'onda lunga delle piogge tra le malattie e colture in ritardo. Le start-up, le varie argomentazioni che passano da scienza e innovazione ad ambiente, si può vedere all'interno di tutte queste pagine che ora sfogliamo rapidamente. Vediamo magari qualche titolo: dai climi freddi al caldo tropicale, una tegola canadese da 170 milioni. La presidente dell'azienda fondata dal padre, Chiara Mazzer, racconta i progetti e l'espansione internazionale del gruppo trevigiano, che si occupa proprio di riscaldamento e di coperture nei tetti. Cortal Extrasoil, l'azienda di Cittadella che nutre i destrieri dei reali di Giordania. C'è anche alimentazione particolare in questo caso per quanto riguarda un'azienda del territorio. Il rischio Italia su BTP, BOT e CCT, come diversificare con altri asset class, il capitolo del risparmio e della finanza. Le nostre sedie Malina che spingono gli americani a comprare il Made in Italy, e le esportazioni anche del mobile. La rimpatriata degli allievi della quinta G del liceo Oberdan dopo 30 anni, qui in foto il nutrito gruppo di ex studenti oggi immortalati all'interno del piccolo. Prima di andare a vedere le notizie di cultura, sentiamo chi è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, buona settimana. Buongiorno. Allora, io mi scusi, a me interessano tantissimo invece, a confronto della signora, le elezioni europee, ma volevo parlare del bombardamento fatto a Trieste dagli americani nel giugno del 44, 10 giugno del 44, sono 80 anni, i morti sarebbero 466, poi avanti con i feriti a gravi risultano 500. È stata distrutta metà città e volevo ricordare questa data a chi ci ascolta in questo momento, perché 80 anni sono passati, la mia amica ne ha 84, eppur essendo piccola, abitando a San Giacomo, se lo ricorda benissimo. Grazie. Grazie signora, grazie, ha fatto bene a ricordare una data importante in mezzo a tutta questa come dire, baraonda di notizie che ci portano molto spesso a dimenticare ciò che è invece la storia dei vari luoghi.
e si guarda molto spesso al presente e al futuro, oggi poi in particolare con le elezioni europee e i risultati. Dicevamo della cultura nelle pagine del Piccolo. Bloomsday, tutti pazzi per il cibo, dal 14 al 16 giugno nel segno di Ulisse, dell'Ulisse di Joyce e dell'episodio I Lestrigoni, colazioni, teatro, mostre, passeggiate. Piero Dorfles fa per un pugno di libri, in cui lo vediamo, Piero Dorfles, ospite d'onore al Bloomsday 2024. Proletari alpinisti spediti da Mao alla conquista dell'Everest, il saggio qui recensito. Armando Testa, il papà di Carmencita e Pippo nell'Italia del Carosello. A Capesalo di Venezia 244 pezzi del geniale pubblicitario, oltre 50 anni di successi e campagne anche sociali. Poi c'è l'anniversario Matteotti, la morte annunciata di un coraggioso, denunciò abusi, brogli elettorali e corruzione del nascente regime, i sicari lo rapirono e lo uccisero, il corpo ritrovato solo 2 mesi dopo, sulla sua tomba 100 garofani rossi. L'anniversario di Matteotti, fratello perduto, Evelia così diversa e così tanto amata, viaggio nella casa museo di Fratta Polesine, a Palazzo Roncale di Rovigo, la sua storia in mostra. Ancora cultura con l'operaccia satirica Strana creatura di Paolo Rossi a teatro, e poi Costi quel che costi di Masud alle 18 alla Lovat. Pedalata nel segno di Margherita Hack, giornata del cicloturismo, avranno il clou sabato proprio in memoria dell'astrofisica fiorentina, ma diciamo di casa ormai da tanti anni lo è stata a Trieste, in particolare a Roiano. Snob tratto da Molière con i ragazzi di Star TS Lab, da oggi a venerdì alla Sala Bartoli. Allora andiamo avanti con la rassegna anche dello sport e poi andremo in pubblicità. Trieste stasera vuole volare, la scritta è in qualche modo gioco di parole con la A maiuscola per l'obiettivo di una vittoria e quindi del passaggio in questo playoff in Serie 1. Alle 21 una città intera spingerà la sua squadra verso il sogno promozione. Cantù troverà il Palasport di Valmaura tinto di biancorosso e pronto a esplodere. La verità dai primi 5 minuti, il pericolo rimane Hickey, che è il giocatore più pericoloso, sportivamente parlando ovviamente, della squadra avversaria. Filloy, sentiamo l'energia dei nostri tifosi, noi siamo carichi, giuriamo di dare tutto. L'Italo argentino è uno dei valori aggiunti nell'incredibile playoff della formazione di Jemion Christian. Gli avversari proveranno ad allungare la serie, dopo 2 confronti c'è poco da inventare, ha detto il giocatore della pallacanestro Trieste. Porte aperte del palazzetto alle 19:30, maxi schermo poi sotto la Furlan con l'attesa che cercherà di coinvolgere tutti, chi la guarderà da casa, chi la guarderà al palazzetto, chi la guarderà in giro, chi guarderà il caffè dello sport, visto che noi invece in studio avremo 4 ospiti in collegamento col palazzetto, dove sarà per noi Marco Stabile per la telecronaca della partita, che poi verrà diffusa nei canali web, e quindi in studio con noi a Tele4 il Caffè dello Sport Maurizio Costantini, ex giocatore e allenatore della Triestina. Sarà con noi Luca Vendrame, blogger del blog Fallo Tattico, esperto di Triestina, anche il giornalista del Primorsky Istok Furlanic, e con loro parleremo di, come detto, calcio e di Triestina, facendo un po' il bilancio di fine anno. Avremo in collegamento Marco Stabile dal palazzetto, e se la partita dovesse finire con una vittoria, allora andremo proprio all'interno dei festeggiamenti, sempre con il collegamento con lui e Gianluca Paladin, fra parterre, quindi il parquet, la bolgia del palazzetto, gli spogliatoi e tutto il resto. Però questo è se si vince. Se invece la squadra dovesse perdere, allora insomma si rinvia una speranza di festeggiamento a mercoledì, quando ci sarà eventualmente gara 4, e quindi il Caffè dello Sport chiuderà nella sua veste ordinaria quest'ultima puntata
con i saluti e poi seguiremo da vicino il basket nel suo percorso. Andiamo veloci, Carrarese in B, Vicenza resta a duellare con l'Unione, quindi sarà avversaria nella categoria di riferimento il Vicenza, perché ha perso contro la Carrarese che invece ottiene il pass per la Serie B. Marino, primavera fantastica, anche perché partivamo da zero, ora programmiamo il futuro, dice il tecnico della primavera della Triestina. Federico Maracchi saluta il calcio, l'ex Rosso Labardato, bella l'esperienza tra i dilettanti dello Zau, le rimpianti, la finale persa col Pisa. Federico Maracchi qui in azione con la maglia dello Zaule Rabuiese, ha della sua una bellissima carriera che si è chiusa proprio in zona, visto che lui, triestino, ha anche vestito la maglia dell'Unione, ha chiuso proprio restando vicino a casa. Lo scientifico Galilei, il torneo dei licei triestini, Go Cup 2025, esordienti, Triestini e Sontino sul podio, il festival Il Pellicano in via Felluga con 60 atleti, tutto per i giovanili. Ronchi riparte con l'ambizione di mister Caiffa nel dilettanti di promozione, novità in casa roianese, l'allenatore è Norbedo. Sovodni ok a Trangoni, l'obiettivo è Juren. Ancora da Monfalcone alle Canarie, Zonca con il VC Gaugas vince lo scudetto spagnolo per la pallavolo in questo caso. E sempre di questo sport, titolo e promozione centrata Intrepida Mariano in festa. La Virtus si è messa al lavoro con la nuova coach Busdakin. Noi ci fermiamo per andare in pubblicità, torneremo tra poco in compagnia di Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, ancora in attesa della nostra prima ospite, Caterina Conti, la segretaria regionale del Partito Democratico, con la quale poi andremo a fare tutta una serie di commenti rispetto alle elezioni e quant'altro. Andiamo anche a vedere il servizio che riguarda la chiusura della Galleria Carso, come abbiamo sentito anche prima dall'ispettore Leonardi, è una chiusura che interessa la viabilità, quindi più che altro un'informazione di servizio. Vediamo. Galleria Carso in direzione Trieste chiusa a partire da stasera a mezzanotte e per 2 settimane, fino a sabato 22 compreso. L'ANAS deve provvedere con un intervento di manutenzione degli impianti situati all'interno del tunnel. La chiusura al traffico comporterà per tutti l'obbligo di uscita a Padriciano, utilizzando lo svincolo posto poche centinaia di metri prima dell'ingresso della galleria, con rientro sulla statale 202 all'altezza dell'abitato di Cattinara. Dunque si scende attraversando il cosiddetto bivio ad H, come si faceva prima che l'importante infrastruttura viaria fosse realizzata. Probabile dunque che si assista a qualche intasamento in zona in considerazione del flusso di mezzi pesanti provenienti dall'Isert in direzione Trieste e in particolare verso il porto, che torneranno a incolonnarsi sulla cosiddetta camionale. L'unica eccezione al divieto riguarderà i mezzi di emergenza e di soccorso. L'ANAS ha deciso di eseguire in questo periodo i lavori di manutenzione perché ritenuti non rinviabili. A questa situazione in autostrada si sommerà poi sul Carso anche il cantiere aperto da giovedì nella zona del centro Lanza di Prosecco, dove verrà realizzata la nuova rotatoria. Anche in questo caso sono previsti rallentamenti per la presenza di operai e mezzi da lavoro sulla carreggiata, una zona questa molto più frequentata del solito, poiché si tratta dell'ultima uscita utile in direzione Lisert per raggiungere Sistiana, dove FVG Strade sta provvedendo invece alla ristrutturazione urgente del cavalcavia. Andiamo avanti a completare la pagina sportiva del piccolo per chiudere anche la rassegna con i triestini di Martino e Geiger ai mondiali argentini Optimist, exploit nazionale degli atleti della società velica Barcole Grignana e della società triestina Sport del Mare, Castellan, Montesano e Albrizio qualificati agli europei di Marina di Carrara. Adria, una gara di nuoto aperta anche ai disabili da Ancarano fino a Barcola dal 14 al 16 di giugno. Settimana dei 3 golfi a Muggia, la Pullino vince con la 4 Iole per il cannottaggio. Il tennis, finali regionali di Serie C, doppietta del TCT a Grado, Campagnuzza e Modus KO. Grande risultato per il team sia maschile che femminile di Trieste. Ora il club Alabardato sogna la doppia promozione in B2. Andiamo al baseball, netta doppia sconfitta
dei New Black Panthers. La compagine guidata da Furlani naufraga in Sardegna nel match di sabato, segnali positivi nella seconda gara. Extra Model domina il Gran Premio Presidente della Repubblica, Enoch è secondo per quanto riguarda l'ippica. Per l'atletica Promoran agli europei di Roma per l'International Road Race. Solo un lampo azzurro, la nazionale, l'Italia vince l'ultimo test con la Bosnia prima di Euro 2024 con un gol di Frattesi, manovra troppo lenta con un avversario chiuso, oggi trasferimento in Germania, è finita 1-0, ma l'Italia anche in queste amichevoli non è che abbia proprio brillato e convinto più di tanto. Ora si giocherà le sue carte nelle partite ufficiali dell'Europeo, che comincerà veramente nei prossimi giorni. L'esordio dell'Italia è contro l'Albania, sabato 15 giugno. Siamo sempre la squadra da battere, Spalletti sa dare lo spirito giusto, Gianni Rivera Mestre, Venezia e Udinese meritano la Serie A, il ricordo di Nereo Rocco e Gipo Viani e la stoccata, se ci fosse stato il VAR ai miei tempi il Milan avrebbe 3 scudetti in più. E vabbè, è ovvio che oggigiorno a guardare con la tecnologia si possono fare tante considerazioni. Italatletica da sogno agli europei, doppietta di Crippa Riva nella mezza maratona, bronzo anche negli 800 per l'Italia. Stasera la finale dei 200 metri con Tortu, vediamo Crippa che sfoggia la medaglia d'oro con la sua prestazione nella mezza maratona. Alcaraz re di Parigi, Zverev KO in 5 set, il Roland Garros è suo con il tennis, le azzurre Paolini ed Errani sconfitte nel doppio femminile da Gauff e Siniakova. Ancora sport, siamo alla Formula 1, in Canada tornano a comandare Verstappen, disastro delle Ferrari, ritirati sia Leclerc che Sainz, andata male per la rossa questa volta in un gran premio sfortunato per il cavallino. Bene invece Verstappen che torna a comandare con la Red Bull, facendo vedere non solo una macchina in ripresa ma anche lo stesso Verstappen che non ha mai dato segni di cedimento, ha avuto semplicemente qualche sbavatura con la sua monoposto. Torniamo invece in studio, non che ci siamo mai spostati da qua, ma con le inquadrature, perché è venuta nostra ospite in studio proprio Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno, grazie, scusate. Mattinata ovviamente di bilanci per come sta andando, diciamo non è finito lo spoglio, l'esame delle percentuali prese dai singoli partiti, però un quadro è già abbastanza evidente. Conti, il Partito Democratico, entro diciamo in casa sua, ha tenuto come numeri, ha avuto un buon riscontro, prima ancora Fratelli d'Italia come punti percentuali, lo vediamo dall'aggiornamento del Corriere della Sera, ma abbiamo anche i siti che lo mostrano direttamente dalla raccolta dati ufficiale. 28,81 Fratelli d'Italia, Partito Democratico 24,03, ha migliorato la performance del 2019. Conti, un bilancio. Sì, innanzitutto siamo soddisfatti del risultato, molto soddisfatti, contenti, insomma sappiamo di aver lavorato tanto e quindi il risultato ci paga perché il Partito Democratico è in crescita. Prima però di entrare nell'analisi più del Partito Democratico, voglio guardare in generale questa tornata di elezioni. Come sappiamo si è votato il sabato dal pomeriggio e tutta la giornata della domenica, però il dato dell'astensionismo è un dato preoccupante e allarmante che non posso tacere perché si raggiunge a stento il 50%, vuol dire che un cittadino su 2 ha scelto di non andare a votare e questo è un dato preoccupante per la democrazia, per le istituzioni, è un campanello d'allarme, ripeto, perché significa che molte persone non si sono riconosciute nelle proposte politiche, nei partiti e nei candidati e questo è un grande problema per la nostra democrazia, quindi non voglio tacere questo tema perché invece lo considero molto, molto importante da attenzionare
forse c'è troppa confusione nei dibattiti politici, anche nelle televisioni, forse non è sempre chiaro, insomma, quali sono le proposte e le persone si sentono forse anche non ascoltate. Ecco, questo è il primo dato. Sul Partito Democratico invece una buona crescita, una crescita insomma, che considero molto positiva. Il partito cresce a livello nazionale, questa è una grande vittoria anche di Eli Schlein, della nostra segretaria nazionale, che ha fatto veramente una battaglia, possiamo dire una campagna elettorale sul territorio, toccando oltre 220 tappe in tutta Italia, quindi con grande determinazione. E questo ha pagato anche in Friuli Venezia Giulia, dove noi abbiamo fatto una campagna elettorale sul territorio, nelle piazze, nelle strade, nei mercati, con le persone, quindi voglio ringraziare gli elettori che hanno premiato il Partito Democratico, voglio ringraziare i militanti, gli iscritti, i nostri amministratori, tutti coloro che hanno dedicato tempo e passione a questa campagna, e voglio anche ringraziare i candidati e le candidate che si sono messe in prima fila appunto per portare i voti al Partito Democratico, ed è anche una buona affermazione, c'è anche una buona affermazione in regione della nostra candidata unica Sara Vito, che ottiene complessivamente oltre 18.000 preferenze, in regione 15.500. I dati sono ancora in aggiornamento, però veramente voglio ringraziare Sara Vito e tutto il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, che si è messo con grande impegno in questa campagna e continuando a spendersi. Adesso aspettiamo il risultato delle elezioni amministrative. Come sapete ci sono 114 comuni al voto, di cui quasi una trentina con una candidatura unica. Il dato è confermato per l'affluenza, sapete che c'è una soglia oltre la quale insomma bisogna andare perché queste candidature uniche a sindaco siano confermate. Aspettiamo gli altri risultati, sapendo che il Partito Democratico, quando parla di questioni concrete, penso al salario minimo, penso alla questione della sanità pubblica, penso alla questione dell'integrazione sociale, cioè la difficoltà delle famiglie, delle persone, dei pensionati ad arrivare alla fine del mese e a gestire la vita quotidiana. È un partito che sa rispondere a queste esigenze e che ha una nuova credibilità. Abbiamo una telefonata che sentiamo, buongiorno. A lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Prego. Allora, la credibilità dei partiti, poi parliamo qua di Trieste nel territorio libero, si vede sul campo. Fino a 7 anni da Serracchiani i risultati peggiorati, poi c'è stato adesso da 7 anni Fredriga, risultati peggiorati, e poi vi chiedete perché la gente non va più a votare. Non va più a votare perché non crede più a nessuno. Succeda quello che succede e buonanotte al secchio. Poi qua nel territorio libero di Trieste abbiamo visto la chiarezza e l'onestà dei partiti. Uno che avesse detto la verità, tutti falsi e ipocriti sulla nostra situazione. Uno che avesse detto la verità, nessuno. E difatti mi sembra che anche il dato di affluenza qua a Trieste sia il più basso della regione, perché negli ultimi anni tantissimi che sono venuti a lavorare qua a Trieste, e giustamente, hanno il diritto di voto essendo cittadini italiani. Anch'io potevo andare a votare perché d'ufficio sono cittadino italiano. Non sono andato a votare per coerenza, perché l'Unione Europea, noi non possiamo fare accordi con l'Unione Europea, e sarà necessario fare accordi con l'Unione Europea, ma non possiamo essere nell'Unione Europea. Anche la signorina che là non mi dirà che non conosce il trattato di pace con i suoi allegati, no? Qua tutti quanti negano e la gente comincia a informarsi. Oramai ci sono 1000 canali per informarsi, e se questi raccontano bugie si scoprono subito. Qua a Trieste uno che avesse aperto bocca in difesa dei cittadini, l'IVA, perché dobbiamo, cara signorina, noi pagare l'IVA? Cosa ha determinato i confini della Repubblica Italiana, il più bel paese del mondo, ridotto col 10% in miseria assoluta, non in miseria assoluta? Dove sono i confini della Repubblica Italiana? Noi cosa c'entriamo? Non è colpa mia o colpa dei cittadini del territorio libero. È stato fatto un trattato di pace per quella sciagurata scelta di fare la guerra. E non era solo quello, basta ricordare le leggi razziali per capire cos'era in quel periodo l'Italia, purtroppo. Bene, facciamo commentare la nostra ospite, dai.
Così andiamo più rapidi anche con le altre telefonate, abbiamo tante mail. Conti, prego. No, concordo con il signore che il grande problema è l'astensionismo e sicuramente Trieste in questo è il territorio dove 4 cittadini e mezzo sono andati a votare su 10, quindi è significativo, insomma. Penso di aver detto quali sono i temi su cui ci siamo spesi e su cui ci spendiamo ancora, e lo facciamo anche quotidianamente in tutte le istituzioni dove siamo rappresentati, quindi a livello regionale, così come a livello comunale, circoscrizionale e naturalmente a livello nazionale. C'è il grande tema della sanità pubblica, perché se si è in lista d'attesa per una visita specialistica e bisogna aspettare 6 mesi, 1 anno, anche 1 anno e mezzo, è chiaro che c'è un senso di sfiducia, c'è una grande solitudine e anche una grande paura, diciamo la verità, perché in attesa di fare un'analisi siamo tutti in apprensione per noi stessi o per i nostri parenti, amici. Quindi c'è un grande problema di solitudine dei cittadini, e poi è vero che appunto mi sembra che qualche volta il dibattito sia molto poco concentrato sulle cose concrete, però devo dire che complessivamente possiamo essere fiduciosi sul fatto che l'Unione Europea non hanno prevalso le forze di destra anti-europeiste, anche se c'è una crescita sicuramente in diversi paesi, però complessivamente a livello europeo vedremo che tutto sommato le forze europeiste tengono ancora, hanno una maggioranza ancora importante. Questo sarà importante anche per poter continuare un lavoro che è stato fatto in questi anni, perché le politiche europee influenzano moltissimo le politiche nazionali e anche regionali. Parlo del salario minimo garantito, sapete che c'è una direttiva per introdurre il salario minimo, cioè dire che sotto i 9 euro lordi non è lavoro ma è sfruttamento. Noi di questo siamo convinti. 22 paesi su 27 hanno approvato già una legge sul salario minimo garantito, l'Italia non l'ha ancora fatto, ma questa è una direttiva europea come su altri temi. Questa è la composizione, la prima provvisoria, come dire, della composizione del Parlamento europeo in divisione dei seggi. Vediamo che il gruppo maggiore è quello del Partito Popolare Europeo, Democratici Cristiani, il PPE, cui in Italia fa parte fra gli altri Forza Italia, Noi Moderati, e poi c'è tutto il gruppo invece delle destre che ottengono 73, 58, 45, 53 seggi fra chi fa parte di gruppi e chi invece rappresenta se stesso nei singoli paesi e va a fare in qualche modo cumulo in Europa. Dal versante opposto c'è il secondo raggruppamento per numero di seggi in questa ricostruzione, quello dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, cui fa parte il Partito Democratico, che ha 139 seggi sui 720, poi l'ala di sinistra con l'Alleanza Verdi e Sinistra in Italia, che fa proprio gruppo dei Verdi, e dell'Alleanza Libera Europa, poi i gruppi di sinistra del Parlamento europeo che vediamo con 36 seggi, e poi questo il raggruppamento di Renew Europe, che si colloca al centro, fra il centro e il centro-sinistra, se dovessimo dargli una collocazione in Italia, poi il gruppo di Azione di Italia Viva, che ottiene un numero, in questo caso sempre provvisorio, di 80 seggi, e che va in qualche modo a chiudere il ventaglio della composizione dei 720 seggi. A seguito di questa ricostruzione che abbiamo fatto, Conti, dove si sposta l'asse? Perché se da un lato le destre anche nei singoli paesi hanno avuto un loro peso, abbiamo visto i dati in Germania, i dati in Francia soprattutto, a livello europeo però l'equilibrio dove sta? Ma l'equilibrio è sempre dato, non lo so cosa succederà esattamente, ovviamente. Chiaro. Però possiamo dire che appunto le forze europeiste mantengono una maggioranza tutte importante, sommate, no? Intendiamo. Tutte sommate, okay. sì, tutte sommate, mentre le forze anti-europeiste alla Orban, il partito della Meloni, il partito di Vox, il partito di Alternative für Deutschland, il partito nazionalista tedesco, crescono molto, quindi cresce quest'onda nera in Europa. Ricordo che dico nera perché purtroppo questi si rifanno al peggior nazismo e fascismo dei tempi
andati, quindi non è che sto amplificando, sto dicendo insomma quali sono il loro ambito valoriale, che per noi è un disvalore ovviamente, però insomma loro crescono mentre altre forze vediamo che si riducono. In Italia sicuramente però il Partito Democratico è il partito perno dell'alternativa. Sappiamo che la campagna elettorale, soprattutto anche di altri partiti, si è concentrata molto diciamo, nell'elettorato, hanno cercato di far presa sul nostro elettorato, hanno fatto una campagna elettorale sul PD sostanzialmente, no? Quindi 5 Stelle, anche altri, però i loro risultati direi che sono ben al di sotto delle loro aspettative e addirittura Renzi, Calenda restano fuori dal Parlamento europeo, sì. Quindi insomma penso che queste forze faranno una riflessione. Per quanto riguarda invece il riflesso di queste elezioni europee anche in regione, bisognerà vedere cosa succede, perché insomma a nessuno è sfuggito che il presidente Fedriga ha fatto poca campagna elettorale, sono risultati eletti o saranno eletti comunque personaggi della Lega, credo per cui Fedriga non si sia troppo speso, che probabilmente l'hanno anche messo in imbarazzo, però bisogna vedere poi nei rapporti di maggioranza cosa succede, perché Fratelli d'Italia rivendicherà sicuramente qualcosa in più e ricordo peraltro che dovrebbero andare al voto comunale sia Pordenone sia Monfalcone, quindi insomma penso che a breve poi c'è anche la partita di Trieste tra un paio d'anni, quindi credo che Fratelli d'Italia che cresce richiederà insomma di far pesare il proprio consenso Ma elettorale. aggiustamenti dice lei regione o anche nei comuni come quello di Trieste, che essendo capoluogo magari ha più facilità di un valzer in qualche maniera rispetto ai piccoli comuni? Questo sarà una dialettica che esiste già nella maggioranza, insomma lo sanno tutti, non è un segreto che Fratelli d'Italia cerca di far pesare sempre di più il suo consenso elettorale e penso che ci saranno insomma dei nuovi movimenti su questo, perché è inevitabile, perché ovviamente la politica poi è anche questo, quindi vedremo. Andiamo a sentire una telefonata, poi di nuovo pubblicità. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego Gino, buongiorno. Ho ascoltato attentamente la risposta che l'ospite ha dato sul discorso del progresso fatto dal PD, sì. E ha portato tutto argomenti di politica interna italiana, ma queste sono elezioni europee, quindi qui si valutava quanto l'Europa è apprezzata o non apprezzata dai cittadini italiani e l'astensionismo che si è verificato è un indice molto evidente. Infatti nei comuni dove si votava per il sindaco eccetera l'asticella è arrivata al 70%, dove invece si votava solo per i discorsi europei è scesa sotto il 50%. Quindi vuol dire che praticamente le politiche fatte in Italia verso l'Europa sono fallimentari, cioè l'italiano non vuole l'Europa perché l'Europa nuoce all'Italia ed è stato evidente. In 20 anni si è visto il degrado di questa nazione che economicamente era ai vertici mondiali e adesso siamo praticamente scomparsi, non abbiamo più le nostre industrie, non abbiamo più niente, la ricchezza del cittadino italiano ed è stata dimezzata e se non ancora meno, quindi qua non c'è da fare discorsi, la coalizione eccetera, qua è il discorso di prendere in mano che gli italiani, maggioranza italiana, non vogliono l'Europa, quindi è un problema adesso dei partiti di concretizzare questa realtà e non di fare discorsi che sono tutti per tappare le ali e per andare avanti sempre negli stessi concetti. Grazie e buongiorno. Grazie Gino. Conti? Ma mi sembra un'interpretazione un po' discutibile francamente. Intanto chi non è andato a votare ha scelto di non esprimersi, quindi noi non sappiamo cosa avrebbe voluto votare quel 50% che non si è recato alle urne e in politica funziona così, se non ti esprimi non conti, ecco, non pesi. Certamente però il mio partito, noi siamo attenti a questo dato dell'affluenza bassa
Perché è un dato preoccupante, significa che la democrazia è in difficoltà e le istituzioni sono meno credibili. Questo primo punto. Secondo punto, il dato che veniva dato, scusate il gioco, il dato che emergeva non è corretto, nel senso che in Friuli Venezia Giulia vota quasi il 50% della popolazione, siamo al 49 rotti, però dove si va al voto per le comunali il dato dell'affluenza è del 55 e 58, quindi un pochino sopra, diciamo di 5 punti e mezzo rispetto al voto alle europee. Si tocca probabilmente l'apice con il 50, sto cercando i dati delle 23, il 64 a Morupino, il 64 anche a Sgonico, il 68 a Doberdo del Lago, ecco, insomma si arriva a punte di 60 erotti, rispetto invece agli anni passati dove si arrivava ai 70 erotti nel 2019 per le europee. Stiamo parlando di europee in questo caso, non delle comunali. Però è chiaro che il voto di certi comuni, come faccio l'esempio Sgonico, Morupino, San Dorligo della Valle, Dolina rispetto a Trieste, abbia ovviamente fatto la sua parte, il voto alle amministrative, perché una volta che, è un po' volgare a dire, una volta che sei là, tanto vale prendere una scheda e voto sei che più quello. Motivato ad andare se devi scegliere anche il sindaco. Voglio andare a votare il sindaco, magari sono un po' distratto per l'Europa, ma una volta lì voto anche per l'Europa, quasi quasi, no? C'è uno stimolo in più. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento che emerge però dai voti che noi guardiamo oggi, che sono quelli espressi effettivamente, non quelli che non si sono espressi, è invece diverso, perché il Partito Democratico, che raggiunge comunque a livello nazionale il 24%, è un partito che sull'Europa ha sempre mantenuto posizioni molto coerenti e ha fatto una campagna elettorale, ma anche nel corso dei tempi, degli anni ha sostenuto che ci volesse più Europa, che ci volesse un'Europa sociale, verde, giusta, inclusiva, l'Europa che ha portato i vaccini in tutti i paesi europei con un'unica agenzia, l'Europa che ha portato il Next Generation EU, questo grande piano di investimenti per i prossimi anni per la transizione digitale, ecologica, per il lavoro, e anche l'Europa del piano SURE che ha aiutato molti lavoratori. Questo significa che va tutto bene? No, assolutamente, però noi abbiamo fatto sempre in Europa, abbiamo tenuto coerentemente le nostre posizioni su questi temi, dicendo che lavoro e verde possono essere tenuti insieme, lavoro e ambiente non sono antitetici, ma possono essere tenuti insieme con la grande sfida digitale di oggi, che riguarda anche le tante industrie. Ricordiamoci che il Friuli Venezia Giulia senza esportazioni, le sue industrie, insomma, il Friuli Venezia Giulia è una delle prime 4 regioni in Italia per numero di esportazioni, e la nostra circoscrizione, quella nord-occidentale che comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, ha 3 delle principali regioni esportatrici, quindi in Italia. Quindi è chiaro che l'ambito europeo è un ambito molto importante anche sul piano economico. Ultimo elemento, sul piano sociale, l'Unione Europea in questi anni ha portato avanti il PNRR, quindi questo grande piano di investimenti che vede nella sanità pubblica uno dei suoi architravi principali. Quindi è questa l'idea di Europa che noi abbiamo portato anche nella campagna elettorale, e su questo devo dire c'è stata una risposta più che buona da parte degli elettori che si sono recati alle urne, contrapposta a un'altra idea che è quella invece portata avanti dal governo attuale e anche dal governo regionale attuale. Quindi mi sembra evidente che il Partito Democratico è il principale partito dell'alternativa. Andiamo in pubblicità, che siamo in ritardo, subito dopo la telefonata che è in attesa, tra poco. Posso andare in bagno? Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo con Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, per fare questi primi bilanci del voto alle europee. Andiamo a sentire una telefonata, poi guarderemo anche un paio di mail. Buongiorno. Buongiorno. C'è in linea qualcuno? Pronto? No, andiamo avanti. Una mail: buongiorno, come immaginavo per il Partito Democratico loro hanno quasi vinto arrivando secondi, peccato che non riconoscono che ha vinto Fratelli d'Italia, e adesso per qualche giorno grandi brindisi e grandi autoelogi. Chiedo all'ospite come mai per 10 anni non hanno parlato di cose serie, scrive Patrizia.
Si è rimasta un po' spiazzata dalla domanda. No, tutti i commentatori politici, ma anche le principali testate oggi dicono che ci sono diversi vincitori. Ora in politica tutti vincono, tutti no? vincono e nessuno perde. Esatto. Non è proprio così, mi sembra di aver detto insomma, che c'è una ottima affermazione del partito di Giorgia Meloni, che è stata molto presente nelle televisioni, nel dibattito pubblico ovviamente, molto meno sul territorio per quel che ho potuto vedere io, che ho girato moltissimo, ho fatto insomma 2 mesi veramente in giro per il Friuli Venezia Giulia, nei mercati, nelle piazze, in mezzo alle persone, quindi sinceramente altri partiti li ho visti davvero poco. Il Partito Democratico cresce, questo è un dato oggettivo e non è un'invenzione mia personale né di altri. Cresce di 5 punti rispetto alle politiche, in Friuli Venezia Giulia un po' punti meno, insomma diciamo 3-4 punti, però comunque il Partito Democratico è in crescita e quindi si afferma come principale partito di opposizione e l'alternativa al governo in carica. Su questo non ci sono più dubbi perché insomma, il Movimento 5 Stelle raggiunge un risultato negativo, insomma, non riuscendo ad affermarsi come invece avrebbero voluto. Ricordo che hanno fatto tutta la campagna elettorale sul Partito Democratico, come tutti sanno, e così come Renzi e Calenda, che speravano di entrare al Parlamento europeo, non riescono a entrare perché restano sotto la soglia del 4%, è il caso anche di altri partiti che restano sotto questa soglia. Personalmente devo dire che insomma, il Partito Democratico va bene e raccoglie i frutti di una campagna elettorale e di una credibilità che si sta ricostruendo. Insomma, noi veniamo da anni di sconfitte, come ricordano e ricorderanno benissimo anche coloro che sono in ascolto, perché nelle ultime elezioni politiche, regionali, comunali abbiamo perso. E anche in questo studio penso di non aver mai fatto mistero insomma, di questa lettura. E oggi però possiamo dire che invece il Partito Democratico è in crescita a livello nazionale, a livello regionale e quindi che stiamo ricostruendo un rapporto con i territori e con le persone. E voglio anche ringraziare tutti gli iscritti del Partito Democratico, i militanti, i nostri amministratori, coloro che si sono spesi insomma, per questa campagna elettorale, perché sapete è facile fare campagna elettorale quando sei al governo e disponi anche insomma, di una forza sui mezzi di comunicazione, anche economica diversa. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale molto molto presente, senza grandissimi investimenti, ma cercando invece di ascoltare le persone e quello che abbiamo sentito è che c'è un grande problema sulla sanità pubblica, quello che diciamo da tanti anni, ormai da mesi, è un problema che riguarda tutte le persone, perché tutti abbiamo l'esperienza di aver aspettato una visita medica, di non trovare il medico di famiglia, sappiamo quali sono le difficoltà nei pronto soccorso, sappiamo quali sono le difficoltà perché tante persone che lavorano nella sanità pubblica scelgono di andare a lavorare altrove o nel privato. Noi non siamo contro il privato, non lo demonizziamo, però diciamo che le istituzioni devono spingere sulla sanità pubblica per garantire ai cittadini il diritto alla salute. Sappiamo quali sono le difficoltà sui salari, perché in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro l'ora, ed è una fetta significativa anche in Friuli Venezia Giulia. Sappiamo quali sono le difficoltà per i pensionati che magari hanno lavorato una vita e oggi si ritrovano con una pensione che non garantisce nemmeno insomma, di soddisfare i bisogni primari. Si trova alla seconda, terza settimana del mese veramente senza avere più soldi nel portafoglio, nel conto, quindi queste sono le esigenze che noi sentiamo molto forti. C'è una grande solitudine delle famiglie che ha bisogno di più servizi, quindi più posti negli asili, più aiuto anche nella gestione delle persone che hanno una malattia cronica oppure temporanea, e sappiamo che la presa in carico alla fine è tutto sulle spalle delle famiglie e molto spesso delle donne. Quindi questi sono i temi su cui noi insomma, continuiamo a insistere, perché di fronte a chi dice che va tutto bene noi rispondiamo con la concretezza della vita quotidiana. Una mail dice: buongiorno, oggi scrive non chiamo, tutti i partiti dovrebbero porsi la domanda sul perché un cittadino su 2 non ha votato, forse perché le promesse disilluse, non crediamo più perché non siete né onesti né credibili, meditate, questo genericamente un po' a tutti. Vabbè, è chiaro che la percentuale di affluenza di 1 su 2, perché era neanche il 50%, è uno dei dati più rumorosi di queste elezioni europee. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso? Prego. Allora, io giorni fa
anche spesso e volentieri, dato che voi siete una testata giornalistica che siete per il cittadino, no, e posso dire che sto combattendo da solo contro una struttura sanitaria per avere almeno i miei diritti, no? Ho chiesto un supporto, voi come giornalisti, mi è stato risposto siamo in pochi, e poi vi vedo fare delle telecronache per i postelli dei cimiteri e altre robe che sono meno gravi, oppure una fermata di pullman. Ecco, io ripeto, io ho chiesto un vostro supporto, però voi o non funziona il vostro call center, non ce l'abbiamo. O siete voi che fate l'orecchio del mercante. Ecco, nessuno mi ha chiamato, ho lasciato sì il contatto, tutto quello che serviva, però nessuno si è fatto vivo. Io ripeto, da singolo cittadino sto combattendo con una struttura sanitaria per la salute, capisce? Ecco, però nessuno si fa vivo, non so, cos'è, è troppo grande per voi? Non so dare una risposta. Che io sto combattendo da solo, è su una roba molto seria e grave, però voi fino adesso non mi avete chiamato, neanche per dire, non so, giusto per darla contentino, non possiamo fare niente, oppure non so, adesso stanno le elezioni europee, i democratici sono cresciuti, la Meloni ha mandato tutto allo sbaraglio, non so, ma qualcuno ha interesse per il cittadino, anche voi come testata e la signora segretaria come politica, oppure vogliamo, non so, far finta di non sentire e mettere sotto il tappeto la polvere? Non so, mi risponda. Non so cosa risponderle, è un suo caso privato, non vado a spandierarlo in pubblico, posto che non so quali siano i termini della sua situazione, quindi tutte le sue ragioni, perché non mi avete chiamato? Non so dirglielo io, abbia pazienza, non è che siamo una struttura di tante persone, non è che prendo io le decisioni, né ho in mano tutto ciò che succede in questa redazione, ma meglio in questo caso insomma sentirci in privato anziché chiamare per lamentare che un problema personale non viene risolto da un emittente. Se ognuno dovesse chiamare per il proprio problema a Tele4, allora noi dovremmo essere non 5 giornalisti ma 200.000 giornalisti, uno per ogni cittadino. Insomma, non credo che sia la struttura idonea per affrontare, è il momento giusto per affrontare questo tipo di tematiche. Se lei ha lasciato il numero anche adesso, vediamo di richiamarla. Chi le ha risposto che siamo in pochi non ha detto una cosa sbagliata, seguiamo una linea che è quella delle produzioni che abbiamo e che stiamo portando avanti da diverso tempo. Poi ci sarà anche il momento in cui riusciremo a occuparci di situazioni diverse. Se la sua è una situazione che ha a che fare con una struttura sanitaria e una sua battaglia anche personale, mi permetta, è un argomento delicato che noi possiamo anche ascoltare, ma non le prometto si possa anche affrontare nelle giuste sedi. Proviamo a sentirci in giornata e capire quali sono i nostri margini di intervento. No, lei ha parlato abbastanza per il momento, anche perché ha chiamato per lamentarsi pubblicamente di una nostra negligenza. Quindi io arrivare qua al mattino e sentirmi dire non fai bene il tuo lavoro da uno che chiama senza neanche presentarsi, onestamente me lo faccio dire dal mio direttore se non lavoro bene, non da uno che non si qualifica e che arriva e mi spara sentenze addosso. Vediamo di sentirci in giornata, più di così non posso dirle in questo momento, soprattutto in questo momento che siamo in diretta. Spero le vada bene come risposta. Un'altra mail dice: perché hanno cambiato le giornate di voto? Una volta si votava domenica e lunedì, questa volta di sabato alle 15, potevano iniziare alle 8, la gente prima di partire per il weekend andava a votare. Ha cambiato qualcosa secondo lei? Il fatto che non si potesse votare sabato? Insomma, sabato non si votava. Un po' sì, devo dire, perché molte persone mi hanno chiesto quando si andava a votare di fatto, perché comunque c'è una tradizione in Italia, quindi si vota domenica e lunedì di solito. Stavolta è stato diverso, è stato deciso anche per allineare l'Italia agli altri paesi europei, di fatto, quindi si è scelto sabato pomeriggio e domenica. È chiaro che chi è andato fuori per il weekend o aveva già prenotato, insomma,
e non ha potuto votare. Credo che una parte dei cittadini non abbia votato anche per questo. Io conosco personalmente, insomma, persone che avevano prenotato dei viaggi altrove o delle vacanze, oppure semplicemente avevano degli altri impegni familiari o di altro tipo e non sono riuscite ad andare a votare per questo. Quindi ringrazio la signora che l'ha scritto, perché in effetti è stato un cambiamento poi nella concretezza, insomma, dell'espressione del voto significativo. Non lo so poi il tempo ieri se ha influenzato in qualche modo, se ha influito un po' sulla... Il concerto di Pezzali. Il concerto di Pezzali ha reso... Si è messo in fila già dall'inizio, no? Sì, no, quello ha reso difficoltoso ritrovare degli scrutatori che restassero al seggio sabato, domenica e anche stamattina, perché c'è anche lo spoglio alle comunali. Sicuramente ieri c'era un bel tempo a Trieste, c'era un bel sole, insomma, quindi forse anche questo non ha aiutato, ecco. Però voglio dire anche che, insomma, è un po' una responsabilità del cittadino e della cittadina, insomma, ricordarsi di andare a votare, perché, insomma, le televisioni, se posso dire, insomma, invece anche la vostra ha dato grande spazio e risalto a queste elezioni, anche alle elezioni amministrative, questi 114 comuni che vanno al voto, ed è importante, insomma, esercitare questo diritto, dovere e anche questa responsabilità. Sì, poi capiremo nel corso della giornata anche i risultati di, guardando la provincia di Trieste, Morruppino, Sgonico e San Doligo della Valle d'Olina. Abbiamo una telefonata, buongiorno, volevo fare un attimo una ricostruzione sul Parlamento. Buongiorno. Sono sempre Gino e mi scuso di aver richiamato. Però Gino, ma la signora mi ha dato una risposta. Gino, abbia pazienza, lei conosce come funziona, quindi abbia buon cuore di rispettare che se ha chiamato già una volta, che ci sentiamo domani, ecco, insomma, perché se deroghiamo sempre a tutti, allora le regole non esistono più. Me ne vado anch'io, fino alle 10 avete lo sfondo e nessun altro. La domanda che le volevo fare, Conti, è: la ricostruzione provvisoria indica comunque un Parlamento che crede nell'Europa. È probabile che ci sarà di nuovo Ursula von der Leyen? Se sì, da chi è sostenuta oltre al Partito Popolare Europeo? Beh, diciamo, non è escluso con i numeri attuali. Francamente non so dirlo in questo momento, perché si parla anche di trattative con i gruppi al Parlamento Europeo. Il Partito Democratico fa parte del gruppo Socialisti e Democratici, quindi che ha sostenuto in questi anni questa Commissione Europea, quindi però non so se saranno confermati tutti i commissari, come saranno gli equilibri interni. Questo dipende anche appunto dalle trattative che poi vedremo in corso. Si può dire però che quella grande preoccupazione che ho sentito anche in tanti cittadini ed elettori, che ci fosse una Commissione Europea guidata da forze nazionaliste, sovraniste, che insomma alla Orban hanno bloccato di fatto le scelte europee in questi anni, non si è verificato, e questo io credo che sia un elemento molto positivo per l'Europa. Però si sono rafforzate, no? Il dato è che comunque si sono rafforzate. Sì, si sono rafforzati, hanno preso più voti, avranno più seggi in Parlamento, quindi avranno anche maggiore forza. E questo perché, insomma, siamo anche in una fase, insomma, particolarmente difficile per l'Europa, no? Oggi non ne abbiamo ancora parlato, ma c'è la guerra in Ucraina, c'è la guerra in Medio Oriente, ci sono tanti conflitti nel mondo. L'Unione Europea o riesce a parlare con una voce sola, anche per riaprire i canali diplomatici, penso in particolare in Ucraina, oppure si riduce a essere una serie di paesi che vanno in ordine sparso e che non riescono a incidere veramente. In un mondo in cui Brasile, Russia, India, Cina crescono, l'Unione Europea, che ha 500 milioni di abitanti, rischia di essere, insomma, marginale, ecco, anche nelle grandi scelte mondiali, possiamo dire. Poi ci sono anche le elezioni negli Stati Uniti quest'anno, a novembre, sì, che incideranno anche questo sulla politica nazionale, internazionale. Però insomma possiamo dire che, insomma, queste forze nazionaliste, io ricordo che ci sono dei partiti che veramente si rifanno a concetti del fascismo, del nazismo, quindi di anni veramente bui per l'Italia, però hanno avuto una buona affermazione. Guardo in Germania, il secondo partito è Alternative für Deutschland, che è un partito, insomma, che nasce con queste radici, con questi valori,
se così possiamo chiamarli, ed è comunque un'affermazione importante per loro. Però sapete, siamo anche alla prova del 9 un po', nel senso che è facile fare opposizione quando c'è qualcun altro che governa, poi è difficile governare, ecco, è molto difficile. Quello sì, quello un po' vale per tutti. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Sì, ecco, sì, buongiorno, Roberto qui. Prego. Brevemente, intanto le elezioni sono state annunciate già da mo', per cui la giustificazione di dire ma sì, questo lo rimpegno, è andato a fare la vacanza tipo, aveva le protezioni, sì, certo, è veramente fuori luogo, anche perché se uno ha un sentimento verso la politica, vuole cambiare qualcosa, evidentemente si organizza e dice io quel giorno lì, che è sabato, sì, certo, non vado in vacanza perché voglio votare. Ma infatti non ci sono grandi alibi in queste, insomma, andavamo a fare un po' le pulci, però lei ha ragione in quello che dice. No, ma siccome la vostra collega lì, la vostra ospite aveva detto ma sì, la giustificazione, quello aveva fatto la prenotazione, questo così, cioè ragazzi, cerchiamo di essere maturi e responsabili. Altra cosa, a livello europeo, va bene che ci sia stata un po' una curva verso quello che è un discorso un attimino più importante, cioè mettiamo fuori dai piedi Scholz e Macron, che sono dei guerrafondai. Vediamo ora che il Partito Democratico, che ha raggiunto un suo risultato in Italia e anche nella regione, si dia da fare per la guerra ucraina, cioè determini esattamente la sua posizione, non ma sì, noi siamo contro, mandiamo le armi, certamente anche discutendo con la Meloni. E l'altro discorso importante è il discorso dell'immigrazione, cioè Trieste non può vivere sotto il ricatto di quei diciamo nulla facenti e nulla volenti fare di profughi. Cerchiamo di portare dei risultati, non paroline da maestrina, portiamo dei risultati. Poi infine la sanità, e in questo caso mi rivolgerei alla cara Serracchiani, che ha tagliato la sanità in Friuli. Va bene, grazie, buongiorno. Grazie Roberto. Conti. Dopo 7 anni di governo Fedriga con le casse piene, sentire ancora parlare di tagli della Serracchiani, francamente chiederei agli ascoltatori di informarsi, perché Fedriga ha una quantità di soldi inimmaginabile anche rispetto al passato, e se si sta tagliando è semplicemente perché si sta scegliendo la sanità privata anziché quella pubblica, non ci sono alibi. Cioè la quantità di soldi di cui la Regione dispone e che ha a disposizione richiederebbe, insomma, anche da parte di coloro che seguono la politica un pochino più di attenzione, perché io capisco che ci possono stare antipatiche delle persone, però dopo c'è anche l'oggettività dei fatti. Concordo però in tutto il resto quello che ha detto l'ascoltatore, perché in effetti la questione della pace è la questione principale per l'Europa. E l'altra questione invece che veniva richiamata è la questione dell'immigrazione. Bisognerebbe chiedere alla Meloni, il cui partito si è appena fermato quasi col 34% dei consensi, di mettere mano alla legge Bossi-Fini, che è quella che crea l'irregolarità nella quale siamo immersi, perché anche questa è una partita che certamente va gestita a livello europeo, chiedere all'amico Orban, amico della Meloni, cosa intende fare, se intende assumersi la sua parte di responsabilità, però questa è una partita nazionale su cui è il governo Meloni a dover rispondere. Dunque, per quanto riguarda una mail, 2 che chiedono novità sulla disinfestazione, quella prevista per la dengue nella zona di Chiarbola, ho dato un'occhiata veloce anche alle mail. La SUGI aveva comunicato di concerto con il Comune il passaggio nella notte tra il 9 e il 10, quindi questa notte appena trascorsa, fatto salvo condizioni di meteo favorevoli, al caso invece sarebbe stato rinviato. Non ho visto in questo momento un riscontro su questa disinfestazione, quindi mi viene da pensare che non sia stata eseguita, però mi riservo di informarmi meglio, magari entro le 10, anche con l'ausilio di qualcuno in redazione, per capire se sia stata eseguita oppure no la terza disinfestazione per il 5° caso di dengue a Trieste, che rivede nella zona di Chiarbola il punto focale dove eseguire questo passaggio. Al netto di questo, l'ultima mail che le leggo, Conti: per la prima volta in vita mia, scrive Anna, non sono andata a votare perché stavo male, forse come me anche altre persone. Perché non istituire un giorno in cui si possono recuperare questi voti? So che sarebbe molto poco complicato, ma forse è un'idea.
sono tutti accessori, diciamo, rispetto certo. alla grande astensione. Però è vero che gira l'influenza. Sì. Bisogna dirlo. Però anche questa è un... No, insomma, certo, è si una... può anche andare a votare Chiaro. L'astensione al voto da queste elezioni, quelle politiche, è semplicemente la mancanza di senso civico che manca ai cittadini ormai da tanti anni, scrive Tatiana, che invece sprona il pubblico a interessarsi delle votazioni a più livelli. Dobbiamo salutare Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, che ringrazio per essere stata qua con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Tra poco con noi Claudio Giacomelli, non Nicole Matteoni, cambio diciamo di ospite, non di partito, sempre di Fratelli d'Italia, quindi rimanete con noi, ci vediamo tra poco. E con noi Claudio Giacomelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno Giacomelli. Buongiorno, grazie dell'invito. La vedo sorridente. Sì, anche per quanto stanco magari. Faccia da nottolata. È vero, sì, insomma è stato delle elezioni europee con un risultato straordinario, perché molto raramente, credo una, forse 2 volte nella storia della Seconda Repubblica, un governo che affronta delle elezioni di medio termine, chiamiamole, che sono le elezioni europee, quindi che arrivano circa 2 anni dopo le elezioni politiche, il partito principale del governo cresce tutto il centrodestra, quindi cresce la compagine governativa e lo fa dopo 2 anni difficilissimi, perché sono 2 anni post lockdown pandemia, sono anni di crisi internazionale, un governo che si è visto consegnare l'Italia con il buco di bilancio del super bonus, un governo che si è visto consegnare l'inflazione più alta degli ultimi 15-20 anni, e quindi vedere che gli italiani hanno voluto premiare il governo, ma soprattutto hanno voluto premiare Fratelli d'Italia e hanno voluto premiare l'impegno di questa donna straordinaria che è Giorgia Meloni, ripeto, è una cosa che non si è vista spesso nella Seconda Repubblica, perché di solito arriva le politiche, si forma un governo, c'è il periodo della luna di miele, e dopo un paio d'anni però le persone cominciano ad aspettarsi di più, a volere di più, a giudicare negativamente le azioni del governo. Quindi normalmente chi sale al governo poi all'europea ha difficoltà, basti vedere che un po' in tutta Europa i governi sono stati puniti alle europee. E l'Italia, adesso non ho visto i dati di tutti i paesi, ma credo che sia un risultato quasi unico, ha visto gli elettori, per quanto pochi, perché il dato sull'astensionismo è una cosa su cui rifletteremo sicuramente anche in questa trasmissione, però il governo italiano viene confortato. Giorgia Meloni viene confermata dal popolo italiano, e questo è un elemento davvero insolito. I sondaggi ci davano sicuramente molto bene, però crescere ancora di più, ecco, credo che questo sia stata un'attestazione di fiducia da parte degli italiani in Giorgia Meloni. Ripeto, Giorgia Meloni, che è una donna che ha ricevuto in mano un'Italia in una situazione difficilissima, non ha la bacchetta magica, non risolve con la bacchetta magica in 1 anno e mezzo, 2 i problemi di 10 anni di centrosinistra, però evidentemente il suo impegno, la sua coerenza, il suo indubbio amore per il paese ci hanno portato a questi risultati che francamente sono oltre ogni previsione. Io non posso che ringraziare tutti quanti. Sentiamo una telefonata, poi come ha detto lei ragioneremo anche su altri dati, l'affluenza eccetera. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Nulla, no, non riusciamo a comunicare. Allora una mail che dice: elezioni europee, perché l'affluenza in Italia cala più che altrove? Una domanda molto diretta. Intanto andiamo a vedere: in regione 48%, a livello paese sotto il 50, 49, 6, una percentuale simile insomma. Perché cala di più che altrove? Perché secondo lei un cittadino su 2 ha deciso di stare a casa, anche più di un cittadino su 2?
leggermente di più? Allora, in generale l'affluenza è in calo a qualsiasi elezione e credo che sia soprattutto una sensazione che la politica ha dato negli ultimi 10 anni, cioè il fatto che il cittadino spesso giustamente, non sempre, ma spesso giustamente ha la sensazione che chiunque si voti tanto non cambia niente, è del tutto indifferente, per cui voto l'uno, voto l'altro, poi alla fine la legislatura italiana si conclude con un governo tecnico, ecco, c'è questa sensazione. Le europee hanno un fenomeno ancora più forte. Uno, perché l'Europa è sentita molto molto lontana. Tanto al punto che moltissimi partiti hanno puntato tutto su questioni che tecnicamente nel Parlamento europeo non entrano mai. Penso alla questione della pace e della guerra, c'erano partiti addirittura con la parola pace nel simbolo o addirittura nel nome, quando in Parlamento europeo la verità è che non vi è alcuna presa di posizione reale, cioè che poi abbia degli effetti, né sulla guerra tra Israele e Hamas e neppure nella guerra tra Ucraina e Russia, dove le posizioni le prendono i parlamenti e i governi nazionali, non il Parlamento europeo. Quindi è sentita molto 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 lontana. Devo dire che anche in questo senso io credo che la proposta di premierato che fa Giorgia Meloni, cioè l'elezione diretta del capo del governo, che poi resta quello, quindi non c'è l'alchimia parlamentare, non c'è la sensazione io chiunque voto, poi, ecco, io credo che questo servirà ad aumentare anche l'affluenza, perché credo che nel momento in cui si andasse veramente a eleggere il Presidente del Consiglio dei Ministri, esattamente come si elegge un sindaco, le persone andrebbero a votare più volentieri. Dopodiché c'è una generale disaffezione dalla politica e questo è un elemento ovviamente che coinvolge tutti. Io dico sempre, ciò che vorrei far capire è che se su 10 persone votano in 10 o votano in 2, sempre quel numero di parlamentari europei, o che siano deputati, o che siano senatori, o che siano consiglieri comunali, o che siano sindaci, sempre si va su. Però evidentemente è un fenomeno con cui bisogna fare i conti. Andiamo in pubblicità, 9:15 minuti circa, ritorniamo tra poco, sempre in compagnia di Claudio Giacomelli. Torniamo in diretta, siamo sempre in compagnia del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, capogruppo, oltretutto Claudio Giacomelli. Una mail, anzi più mail a suo indirizzo. La prima dice: a mio avviso penso di interpretare perché le persone non vanno a votare, ci lo scrive Claudio Visintin. Ho sentito dire la Presidente von der Leyen che testardamente insiste a fare il governo in Europa con le stesse forze che sono state sconfitte dalle elezioni recenti. Sarebbe una vera vergogna, dice Visintin. È un po' il modo per dire vai a votare, non vai a votare, tanto alla fine decido io. Lo interpretiamo così, Giacomelli? Adesso è ancora un pizzico, ancora presto per capire che governo ci sarà, meglio che governo, che maggioranza sì. al Parlamento europeo. Certo che determinate dichiarazioni sembrano essere sorde a quello che sta succedendo in Europa. Cioè ci sono dei segnali profondi, qualcuno dice la destra cresce in Europa, a me la parola destra non ha mai fatto paura, immagino sappiano tutti, quindi non sono uno che ha paura della parola destra. Devo dire che secondo me in questo caso non è calzante, io credo che ci sia in questo momento proprio un movimento popolare, e non populista, popolare, che non si riconosce in un certo modo di fare Europa. Allora, se poi con l'alchimia dei numeri, con l'aritmetica, si vuole continuare su una determinata strada, credo che significa essere miopi e non vedere che cosa sta succedendo in questo momento in Europa. E se uno dirà, va bene, ma con la calcolatrice, ancora una volta, i popolari più i socialisti sommati, sì, prendendo qualche cosa sempre nell'area di centrosinistra, riusciamo per poi rimettere Ursula von der Leyen, a me sembra evidente che non si vuole
cogliere che cosa succede in Europa, che si è proprio sordi, ciechi e muti, dopo ci credo che le persone non vanno a votare. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Enrico da Trieste. Prego. Una Buongiorno. breve osservazione, breve per modo di dire, che potrebbe anche tradursi in una domanda. Oggi abbiamo nell'Unione Europea oltre 700 parlamentari e mi sembra un centinaio fra commissari e personaggi importanti. A questi si affiancano circa 40.000 funzionari tecnici, ho detto 40.000, che sono amministrativi, traduttori, eccetera, che sono a loro volta probabilmente circondati da almeno 50.000 lobbisti che operano insieme a media e personaggi dello spettacolo al servizio di finanziarie, assicurazioni, imprese digitali, green economy, fabbriche di armi, eccetera. Di tutta questa attività, e qui veniamo nel clou della domanda, il cittadino comune non sa assolutamente nulla, salvo trovarsi ogni tanto qualche nuovo decreto vessatorio che è stato partorito nelle sale di Bruxelles, senza spesso tener conto di quella che è la vera necessità dei cittadini europei. Cittadini che tra l'altro secondo me non possono assolutamente essere accomunati tra di loro, questo è un mio parere personale. Non possiamo per esempio equiparare un contadino della Moldavia con un agricoltore danese e neanche accomunare un pescatore olandese con uno di Marzara del Vallo. Sono situazioni totalmente diverse che non possono essere unificati da singoli decreti. Un esempio, in Norvegia il 55% delle vetture sono elettriche, in Italia ne abbiamo il 3%. Tutti si accalorano su green economy, ma nessuno racconta che nella germanica Westfalia, la popolazione di un intero paese è stata evacuata per far posto a una miniera gigantesca di lignite, che è un sottoprodotto del carbone, che soddisferà in futuro molti fabbisogni energetici dei tedeschi, credo fino al 2035, e tutto questo a sbaffo di noi poveretti che ci raccontano la favola dell'energia alternativa. Domanda secca all'ospite, perché, ospite che stimo molto, perché i politici non mettono correntemente i cittadini al corrente di quanto veramente accade a Bruxelles, ciò che accade tutto tra l'altro con il nostro denaro? Questa è la domanda, buona giornata e buon lavoro. Grazie Enrico. Giacomelli, più trasparenza, più comunicazione, più coinvolgimento di ciò che accade in Europa, anche grazie all'apporto dei rappresentanti politici locali. Beh, allora innanzitutto da questo punto di vista io sono veramente contento della prova che ha dato anche a Trieste Alessandro Ciriani, che conto sia un corregionale che va da Bruxelles, peraltro persona che ha fatto l'Università Trieste, che conosce benissimo Trieste, che ha tanti amici a Trieste, questo è un punto. Diciamo che Fratelli d'Italia ci prova, aveva un piccolo gruppo di parlamentari europei e ha cercato di fare al massimo la comunicazione per dire quello che succedeva. Io vedo che il problema, soprattutto, almeno a parer mio, è un problema di quando avviene la comunicazione. Se io prendo ad esempio i discorsi sul Parlamento italiano, dei provvedimenti del Parlamento italiano, almeno un mese prima che accadano le cose, si apre, se il provvedimento è importante naturalmente, un dibattito fortissimo sui giornali. Ci sono i giornali, maggior parte di centrosinistra, che di solito richiamano la violazione della Costituzione, il pericolo per la libertà, l'arrivo delle cavallette, la terra smetterà di girare, ci sarà una dittatura. E poi ci sono i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia in particolare, che cercano di spiegare, oltre a questa cortina, perché alla faccia di Telemeloni in realtà la maggior parte dei media sono assolutamente contrari a questo governo, cerca di spiegare che cosa succede invece in Europa. In Europa si apre ampio dibattito, penso alle case green, penso alle automobili green, nessuno è contrario al green, ma secondo me non sono manco green, perché la produzione di batterie elettriche è una produzione fondamentalmente cinese, i materiali e i minerali necessari sono tutti extraeuropei, non vedo con che margine si possa pensare di fare una cosa simile. Lo smaltimento di questi elementi è assolutamente non green, non compatibile, i metodi di estrazione di questi minerali, ecco, però senza voler andare oltre la domanda. Quindi
Ripeto, una battaglia che Fratelli d'Italia ha fatto a viso aperto. Ma il grande problema del dibattito politico quando riguarda l'Europarlamento è che il dibattito politico si apre quando le cose sono già passate. Laddove nel Parlamento italiano si apre un mese prima, raccolte firme, attacchi e difese, giornali che ne parlano. È come se in Europa ci accorgessimo delle cose quando ormai si è usciti. E di chi è la colpa? Credo che sia fondamentalmente del fatto che il Parlamento europeo è un'istituzione lontanissima, è un'istituzione per certi versi screditata, è un'istituzione dove non sempre, e non parlo di un singolo partito, parlo di un sistema paese, è stato un lungo periodo in cui noi non abbiamo mandato i migliori in Parlamento europeo. Questa volta io credo di sì, quantomeno a nord-est, perché mandiamo Ciriani, ma mandiamo anche delle persone molto, molto preparate, molto dure, come l'assessore veneto Elena Donazzan, quindi credo che questa volta possiamo suonare una musica diversa. Non sono ben chiare quali sono, almeno la maggior parte degli italiani, gli effettivi poteri del Parlamento rispetto anche alla competenza e poteri rispetto alla Commissione. Però questo, perché se si aprisse un dibattito molto prima, ecco che allora ci sono delle forme di pressione. Lo vediamo in tutti i governi, non voglio dire in questo, anzi in questo meno degli altri perché è una coalizione molto molto unita che se ne dica. Però negli altri governi normalmente, penso al governo Draghi, venivano fuori le polemiche prima di un provvedimento, ecco che allora il Movimento 5 Stelle andava un po' da un lato, la Lega un po' dall'altro, quindi i cittadini vedevano subito riflesse le loro sensibilità. Fratelli d'Italia è l'unico partito che non voleva governare col centro-sinistra ed è andato coerentemente unico partito all'opposizione. In Parlamento europeo c'è questa strana caratteristica, ne parliamo sempre a babbo morto. Giacomelli, secondo lei, guardando a quella che dovrebbe essere la composizione del Parlamento europeo di 720 seggi, con il fatto che la ricostruzione dei dati raccolti alle 9 di questa mattina dal sito dell'Unione Europea, insomma, che dà i risultati, vede molti seggi al gruppo del Partito Popolare, buona parte del gruppo dell'Alleanza Progressista Socialisti e Democratici. Ecco, ci sarà di nuovo, come abbiamo detto già questa mattina, un altro appoggio a Ursula von der Leyen o a chi la rappresenterà come ideologia di europeismo popolare e socialdemocratico, oppure secondo lei andrebbe premiata la crescita di questa corrente di destra un po' in tutta Europa, associata a un gruppo popolare europeo che è più affine a un'ala di centrodestra, non a caso dico centro-destra, almeno in Italia, rispetto al resto dell'Europa? Ne parlavo prima. Oggi, se i dati sono confermati, un'operazione matematica fatta con la calcolatrice dovrebbe consentire a socialisti e popolari di rifare la maggioranza del Parlamento europeo che c'era prima. Questo è certo, meno solida, meno forte, più forti quindi le destre o partiti popolari o partiti patriottici che dir si voglia, sì, che quindi diventano dei segugi da guardia molto più scomodi per la maggioranza popolari socialisti di centrodestra e centrosinistra. Sì. Quindi sicuramente da questo punto di vista il cambiamento ci sarebbe. Io credo però che male farebbe il Parlamento europeo a non prendere atto di qual è il trend del pensiero delle popolazioni europee. Perché nel momento in cui socialisti e popolari formano una nuova coalizione, di nuovo, più debole, e vedete io non ho mai capito, salvo la matematica, per cui se 3 più 2 fa 5, 5 è la maggioranza, quello facciamo. Io non ho mai capito nemmeno che cosa abbiano in comune popolari socialisti, e a volte ho la sensazione che ci siano o compromessi a ribasso, oppure io faccio una cosa, voi fate, poi vi diamo la bandierina, che ne so, su argomenti, sul gender. E quindi credo che sarebbe un grave errore da parte loro, perché poi a quel punto possono succedere due cose. O la prossima volta voteranno ancora meno persone, oppure veramente la popolazione europea veramente a quel punto
si arrabbia sul serio e le elezioni dopo saranno ancora più punitive. Quindi non voler cogliere qual è in questo momento il sentimento dei cittadini europei sarebbe una gravissima responsabilità per il Partito Popolare e i socialdemocratici. Una mail dice l'affluenza è per la prima volta nella storia inferiore al 50%, oggi è 49,69, nel 2019 fu del 56,09. Questa è la realtà che la politica continua a ignorare, ma sull'astensionismo penso che abbiamo parlato già un po' e continueremo a farlo perché è il dato, come ho detto anche in precedenza, più rumoroso di queste elezioni, almeno per il momento. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Alba. Prego Alba. Buongiorno, ascoltami un argomento che non ha a che vedere con quel che si di oggi, però sì. Oggi 10 giugno, che è il ricordo del famoso primo bombardamento disastroso che abbiamo avuto. E mi sono una viva per miracolo perché mia mamma quella mattina siamo andati proprio vicino del Sant'Ore Tristino, un poco più su, se abbiamo sentito un po' che là che mia mamma aveva qualcosa di così. Era il solito. Mia mamma dice, mamma mia, senti l'allarme, perché se era 6 suoni brevi era così poco pericolo, ma se era 4 suoni gravi quelli proprio aerei di bombardamento. Mia mamma dice, oh, presto, prendiamo le cose e se rifugiamo proprio dove che c'è il muro del Sant'Ore Tristino, c'è la Madonnina là sotto. E in quel momento si cascano le bombe dalla chiesa dei fratelli di Rossetti e tutto la Villa Engelmann e tutta quella fino proprio a quasi dove che eravamo noi, a tavoletta proprio. E in quel momento, che era circa le 11 di mattina, mi pare, ieri stava celebrando un matrimonio e tutti si restano sotto di là. Però un ricordo tremendo, noi dopo siamo corsi presto a casa, stiamo vicini, siamo andati in cantina che mi aspettavamo. Non vi dicono che conto cosa sta, perché io parla solo a San Giacomo, anche la fabbrica macchine, questo dei via Rossetti e tanti altri luoghi. Stamattina dovessi essere la celebrazione a San Giacomo e mi domando cosa più costerà. Ultima cosa, mia madre è stata la prima persona che dà un'offerta per la ricostruzione della chiesa, 50 lire mi ricordo, e la che portò al parco di San Vincenzo de Paolo e ha detto queste sono le prime 50 lire e lui commosso con le lacrime l'ha ringraziata. Ok, questo lo ricordo, tutto da cancellare, perché tanta gente non sa, il Cappalassone a San Giacomo sì, altro che. Buono, scusami, prego, non ha fatto bene. Perché nessuno parlava. Ha fatto bene, grazie. Beh, sono passati 80 anni, ma quando si parla di 463 morti, migliaia di feriti, 700 ricoverati, eccetera, non si può dimenticare, non si deve, mi pare da dire, dimenticare Giacomelli. Poi ha a che fare con Trieste. Quindi no, beh, non si deve dimenticare, non si deve dimenticare mai. Questa città ha una storia che è piena di episodi tragici, di episodi terribili, a volte di episodi meravigliosi di coraggio dei triestini. E credo che sia giusto ricordarli. Ecco. Se il cuore ogni tanto ricorda quello che è successo in passato, io non ci vedo assolutamente niente di male e non ho mai capito chi dice solo dimenticando potremo andare avanti, nel senso che noi stiamo andando avanti. Credo però che dimenticare episodi come quello che ha raccontato la telespettatrice ci farebbe perdere la nostra anima. E la nostra anima, e qui non voglio entrare nazismo come uno, la nostra anima è quella di triestini che hanno resistito a tutto. Pochissime città hanno conosciuto quello che ha conosciuto questa città nel corso del Novecento e i triestini hanno resistito a tutto, alle peggior cose, e dopo che accadevano le peggior cose non si rintanavano, ma scendevano a volte in piazza, a volte in fabbrica, a volte a lavorare, a volte le donne triestine, il mito delle mule ad aiutare, come si ricordava. Allora io credo che, per quanto sia una storia terribile, credo che dobbiamo essere orgogliosi dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, per quella capacità che i triestini hanno avuto sempre di lottare con coraggio e di rialzarsi dalle peggior cose, perché nessuna città in Italia ha conosciuto quello che ha conosciuto Trieste nel corso di quel secolo. Quel bombardamento americano, fu un bombardamento americano e non bisogna aver paura di dirlo, non ha nessuna attinenza, non voglio dare nessuna attinenza all'attualità. Fu effettivamente un bombardamento in cui si scaricarono tutta una serie di bombe su quartieri civili. Questo ci dà da pensare, perché questo
è stato l'Occidente fino almeno a metà degli anni 60. L'Occidente, quando combatteva, non si è mai fatto problemi all'epoca, non si è mai fatto problemi all'epoca a bombardare in quella che era la vecchia guerra, quella che coinvolge anche i civili. L'Occidente è cambiato, il resto del mondo no però. E quindi a volte viene da pensare, quando giustamente si condannano le stragi dei civili, ecco, forse ci siamo dimenticati qui tra una guerra sui social o un servizio in TV, che cos'è realmente una guerra. E l'Occidente oggi ha il pensiero che possa esistere la guerra pulita, la guerra umanitaria, il missile teleguidato. Ecco, la vera guerra non è stata così in Occidente e mi domando se lo potrà mai essere. Dobbiamo andare in pubblicità, a tra poco. Dalla canzone fumetto ai testi generazionali, dai migliaia di accendini accesi sotto il palco del Festival Bar per accompagnare un'appassionata come mai in puro stile anni 90, ai 25.000 smartphone che hanno illuminato lo Stadio Rocco di Trieste nell'apertura del Max Forever It's Only 2024. Pezzali ha perso i capelli ma non certo lo smalto in questi 35 anni in cui ha cantato la vita del ragazzo di periferia e dei suoi sogni, di una generazione di boomer mai diventati del tutto adulti, nonostante gli ostacoli della vita, con dentro quella favola scanzonata da raccontare che ritorna pezzo dopo pezzo nelle diverse declinazioni pop del cantautore di Pavia. Da Bella Vera agli anni d'oro del Grande Real, tornata inevitabilmente di moda visti i successi di Carletto Ancelotti, sino all'intramontabile Regola dell'Amico, dal manifesto Marvel Hanno ucciso l'uomo ragno, sino agli ottoni di Nord Sud Ovest Est, dedicata a chi non ha mai smesso di perdere la rotta. Una carrellata di successi che scorrono lustro dopo lustro fino ai pezzi più recenti come la celebratissima L'Universo tranne noi. È un mondo, quello del 56enne cofondatore degli 883, un mondo che può piacere o meno, ma sull'originalità del modo di intendere la sua musica leggera non si discute. La canzone alla Pezzali si riconosce al primo accordo, alla prima strofa, come solo i più grandi delle 7 note nostrane sanno fare. Un marchio di fabbrica che non passa mai di moda, casomai diventa vintage, ma di quello davvero accessibile a tutti, dai 5 ai 100 anni d'età. La ballerina che senza pietà entrava nei belli corridini, noi piccoli. Apriamo e chiudiamo una parentesi, Giacomelli, su Max Pezzali. Cos'è per lei Max Pezzali? Le piace il suo genere? Poi chiudiamo questa parentesi. Allora, premesso che non sarebbe il mio genere come musica italiana, io sono un po' più Vasco Rossi, o il primo Ligabue. Sono andato a vedere Vasco Rossi a San Siro. Va bene, a parte questo, vabbè, però quando faceva alcune di quelle hit io avevo 16-17 anni, quindi dai 16-17 anni ai 23-24 non è il punto se è la musica il mio genere, solo che andava per radio, nelle cassette sì, per ciò che riguarda i telespettatori più giovani. Io usavo le cassette, quando i miei figli lo scoprono, lo dico, devo dire, sono sorpresissimi, non c'era YouTube. Se piaceva una canzone tipo Hanno ucciso l'uomo ragno, bisognava comprarsi tutta la cassetta, ascoltarla da un lato, poi ascoltarla dall'altro o girarla con la matita o con la penna, quindi non sarebbe il mio genere, però alcune di queste canzoni, insomma, quando accompagnano determinati anni
e una queste canzoni vuole bene. È vero, è vero. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Vi seguo sempre e adesso Buongiorno. sto seguendo i risultati delle votazioni. Sì. E sono rimasta non sorpresa perché era evidente. A me hanno insegnato, studiando diritto, ho 84 anni, che le funzioni di istituzioni, di legge, di cose varie, devono assegnate a delle persone dalla fedina penale pulita. Oggi invece scopro che in Parlamento in Europa ce ne andrà una che è sotto accusa in Ungheria, che ha fatto frode per avere gli appartamenti. Insomma, una persona a cui noi affidiamo i nostri figli, perché io ormai ho 84 anni, i nostri nipoti, io parlo di nipoti, quindi a cosa può fare quella, cosa può insegnare con quella capa del PD che è peggio di lei che la sostiene. Ma si rendono conto le persone che l'hanno votata, a chi mandano a darci aiuto, perché adesso in un momento in cui siamo, con le guerre che ci circondano, che possiamo, si spera di no, che qualche pazzo non intervenga, entrare in una guerra mondiale, a chi la affidiamo? A quella che va in giro a bastonare i poliziotti, ad essere accusata di frode perché si impossessava di appartamenti senza pagare l'affitto? Scusi, io se vado a fare la spesa spendo 5 euro, pago 5 euro, se spendo 100 ne pago 100, ma non vado di fuori tirando fuori senza niente. E quindi adesso abbiamo in Parlamento europeo una dalla fedina sporca, per non usare altri termini. Ma scusate, voi volete che dopo noi rispettiamo quelle specie di leggi perché non sono leggi, sono semplici scritte che dovrebbero passare per decreti, perché non passano mai per l'approvazione del Parlamento, ne fanno una confusione, non voglio usare brutti termini, che dopo ci impongono non usare l'acqua, non usare il gas, non usare quello, non usare addirittura sulla superstrada si va a 30 all'ora, quando poi tutti passano a 50, a 100 e nessuno li ferma. Quindi vuol dire che noi sia in comune che dovunque andiamo, nelle istituzioni, abbiamo gente incapace, perché non è gente preparata, perché se ne frega della situazione delle persone. Io non posso andare fuori perché trovo il negro che mi dice dammi che ho 3 figli. Gli dico no, non posso, e io faccio finta. E lui mi Signora, grazie. Mi raccomando i termini sempre in trasmissione, vale per tutti, vale anche per primi per noi. Giacomelli, comunque il riferimento era Ilaria Salis, per dirla in maniera spiccia. Vabbè, c'è comprendendo le perplessità della telespettatrice, ci sono due lati che sono diversi. Il primo è il lato strettamente giuridico. La legge prevede quali condanne impediscono di candidarsi. Secondo luogo, sempre da un punto di vista giuridico, Ilaria Salis è indagata, o meglio, imputata, non condannata. Ciò premesso, ma qual è il merito? Quale diavolo è il merito di mandare Ilaria Salis in Parlamento europeo? Fermo restando che l'accusa dovrà essere provata e che ad oggi lei non è stata condannata, l'accusa è quella di essere andata in Ungheria con una banda di estremisti di sinistra, l'Hammerbande, che ama attaccare gli avversari politici a martellate. Si tratta di persone, Ilaria Salis, peraltro, quello sì, ci sono condanne, risulterebbe, io non ho visto la fedina penale, si legge sui giornali, per tutta un'altra serie di azioni, queste sì condannate in Italia, tra cui la resistenza ai poliziotti. E noi c'è un partito che ha deciso di candidarla e mandarla in Europa. Qual è il suo merito, a parte aver fatto resistenza alla polizia ed essere accusata di essere andata in giro con una banda di martellatori? Quale sarebbe il suo merito? Allora, per me questo è vergognoso.
Ciò premesso, la legge diceva che si poteva candidare e evidentemente ci sono una serie di italiani che sono andati a votarla perché ritenevano che fosse rappresentativa dell'Italia a Bruxelles. Quindi giuridicamente la sua elezione è regolare, democraticamente la sua elezione è regolare, personalmente, politicamente non posso dire che se non che è una vergogna assoluta, perché vedete, ci possono essere candidati che hanno delle posizioni che piacciono o non piacciono, ci possono essere dei candidati che hanno posizioni forti che a qualcuno piacciono, a qualcun altro fanno schifo, ma che ci sia un candidato che di fatto basa la sua candidatura non su quello che vuole fare, ma sulla sua fedina penale, a me pare francamente indecoroso per questo Paese. Ciò premesso, la legge diceva che si poteva candidare, la democrazia l'ha eletta, quindi a parte dare un commento politico sul partito che l'ha candidato, assolutamente negativa, perché vedete io, come è ben noto, non faccio parte della sinistra radicale italiana, non ne faccio parte. Ciò premesso, nella sinistra radicale italiana ci sono anche persone con le quali io non condivido nulla, nemmeno se mettere o meno il latte nel caffè, ma che hanno delle posizioni politiche, santo cielo, che hanno un programma, che hanno una visione, può piacere o non piacere, a me non piace, a volte ne riconosco magari la coerenza. Ce ne sono, perché andare a candidare Ilaria Salis? La risposta è per prendere voti. Tutto fa brodo. Le leggo una mail, buongiorno, soprattutto l'amore della Meloni per le pensioni minime, per le case green che ha firmato, la sanità che sarà privatizzata, le ultime tasse, il bollo annuale sulla patente, le promesse non mantenute, il suo ospite non mi dica che è da poco che governa. Va benissimo. Allora, cominciamo, facciamo un po' di dibattito. La casa green che la Meloni ha firmato. La Meloni non ha firmato la casa green. La sanità privatizzata. La Meloni non ha privatizzato la sanità. A me va benissimo perché in politica ne abbiamo viste di tutti i colori, vedi quella di cui parlavo prima. Continuo a dire perché ormai siamo diventati non ascoltiamo nemmeno, non leggiamo nemmeno i dati, siamo diventati dei tifosi di calcio. La Schlein ha detto che la Meloni ha privatizzato la sanità. La Meloni non ha privatizzato la sanità, non ha importanza, l'ha detto la Schlein. La Schlein ha detto i tagli della Meloni alla sanità e allora chi ama la Schlein dice sì, ha tagliato la sanità, poi arriva la Meloni, mostra i grafici, fa vedere che abbiamo messo più soldi del governo precedente, ma non importa perché ormai Repubblica ha titolato Schlein, Meloni taglia la sanità. Dopodiché, guarda, io non dico che governa da poco, io mi raffronto costantemente con gli elettori, ho ancora l'abitudine di andare con gli elettori, anche gli elettori degli altri partiti. Ho l'abitudine di andare ai banchetti, un po' perché è giusto, perché non bisogna montarsi la testa, bisogna stare in strada, un po' perché mi piace. E non ho problemi a dire che è arrivato un elettore e ha detto no, non ha tagliato le accise. Allora io non sto dicendo che la Meloni governa da poco. Io sto dicendo che la Meloni ha fatto le promesse su un governo di 5 anni. Allora quando uno, e quindi non governa da poco, ma quando uno mi viene a dire non ha mantenuto tutto il programma, uno dice sì, ho capito, è un programma di 5 anni. Dopodiché è chiaro che sul programma di 5 anni uno lotta 5 anni e vuole essere giudicato alla fine del quinto anno per cosa ha fatto e per cosa non ha fatto, bisogna dire anche che la Meloni ha trovato qualche sorpresina e qualche scheletro negli armadi contabili di questo paese. Uno su tutto il superbonus, perché che fossero 190 milioni che hanno comportato un buco spaventoso come forse nessuna misura della storia della Repubblica Italiana, non della Seconda Repubblica, della storia della Repubblica Italiana. Ecco, forse questo forse anche va detto, perché ha governato in un periodo difficilissimo, quindi io non ho nessun problema, però invito chiunque, invito anche i miei, invito pure me stesso, pure lei, facciamoci un'idea, guardando le carte, sono tutte disponibili su internet, se la Meloni ha privatizzato la sanità, ecco, andiamo a vederlo. Se la Meloni ha firmato le case green. Noi siamo il movimento
Fratelli d'Italia, a Meloni non ha firmato proprio niente. Fratelli d'Italia in Parlamento europeo si è battuto fino all'ultimo contro le case green. Abbiamo fatto la campagna elettorale in cui Giorgia Meloni diceva questa delle case green è una follia, ed è una follia in primis, uno per l'inutilità, due per la cecità di non aver guardato minimamente quali sono, ad esempio penso ai borghi italiani dove pensare di ristrutturare tutto è semplicemente impossibile. Tre, non hanno detto chi paga, perché l'Europa non ha detto paghiamo noi. Quindi chi paga? Il cittadino? Con uno significa che solo i ricchi se lo possono permettere e tutti gli altri invece la loro casa non la commerciano più. Ma il punto centrale rispetto alla domanda del telespettatore è che la Meloni non ha fermato nessuna casa green, anche perché non aveva niente da firmare, detto tra noi, che Fratelli d'Italia ha fatto l'opposizione a questo, che la Meloni ha detto resisteremo fin l'ultimo contro questo provvedimento scellerato, però poi arriva la mail che dice la Meloni ha firmato le case green. E quindi questo è il tipico momento di post-verità del nostro periodo. Lo ha detto Conte su X, lo ha detto la Schlein su Facebook, quindi deve essere vero. Una mail invece dice: caro Giacomelli, cosa ne pensa dell'inesorabile e lenta estinzione del Movimento 5 Stelle? Va bene, io per formazione professionale difficilmente vado a bastonare il nemico sconfitto. Prima della battaglia sono prontissimo, però visto che lo chiedono, io credo che il Movimento 5 Stelle abbia perso la sua ragione di esistere. Credo che il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui, non dimentichiamoci come è iniziato, saremo sempre soli mai con nessuno. Poi hanno fatto il governo con la Lega, hanno fatto il governo col PD, hanno fatto il governo con tutti, salvo i Fratelli d'Italia che erano gli unici all'opposizione del governo Draghi. Sono passati da aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno a essere il tonno, sono passati da uno vale uno a uno vale l'altro. Ecco, il superbonus, ecco, ripeto, io combatto il nemico prima della battaglia, dopo la battaglia non vado a infierire, però una cosa la voglio dire. Mi è capitato di vedere un'intervista di Conte in cui si commentava l'enorme buco epocale di questo super bonus, e lui si rivolge alle telecamere e dice: a Giorgia Meloni abbiamo lasciato una Ferrari, cioè il paese che abbiamo lasciato, l'Italia è una Ferrari, solo che lei non la sa guidare. Ecco, io credo che di fronte a cose come queste certamente l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che era un elettorato molto molto particolare, molto molto arrabbiato, in un'epoca in cui era molto giusto essere arrabbiati. Ecco, io credo che si siano innanzitutto accorti di questo tipo di cosa. Dopodiché, se entriamo nel... Quindi, ripeto, io non potrò mai, da italiano, non da Fratelli d'Italia, da italiano, non potrò mai dimenticare l'enorme danno del super bonus e l'enorme danno del reddito di cittadinanza. E abbiamo sconfitto la povertà. Non so se qualcuno se lo ricorda. Dopodiché, se andiamo su un commento tecnico più politico, la mia modesta opinione, c'è stata una grande battaglia tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di trovare la sua nuova strada perché il movimento antisistema non lo può più fare. No, evidentemente perché dopo che si è sostenuto Mario Draghi e si è governato col PD, non si può più fare il movimento antisistema, e ha cercato la sua strada andando verso sinistra. L'elezione nel Partito Democratico della segretaria Schlein ha fatto sì che, come in una regata, vira il Movimento 5 Stelle, vira il PD per togliergli il vento. Improvvisamente è diventata una gara a chi è più a sinistra. Il Partito Democratico rispetto a Letta, o se avesse eletto un buon amministratore come Bonaccini, ha iniziato una politica di sinistra incredibile, anche perché di fatto smentisce tutto quello che ha detto fino ad oggi, smentisce tutto quello che ha fatto fino ad oggi, perché il PD è sempre così, è come se ne esistessero due. Uno è quando è al governo e uno quando è all'opposizione. Penso
una su tutti, sul salario minimo non entriamo ora se cosa positiva, cosa negativa, se da fare o non da fare, ma insomma finché era il governo era contrario, dall'opposizione va a firmare le petizioni della CGIL, il reddito di cittadinanza, prima contrario, adesso favorevole, però non lo ha fatto. Tutta la parte dei diritti civili, prima non li ha fatti, adesso che l'opposizione non li può fare, improvvisamente molto favorevole. Comunque c'è stata una gara tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, chi era più a sinistra, proprio perché il Movimento 5 Stelle doveva trovare una nuova versione di se stesso dopo quella antisistema, però direi che il Partito Democratico e la Schlein hanno completamente cannibalizzato la parte sinistra dell'elettorato. Il Partito Democratico ha fatto un buon risultato, ha mantenuto evidentemente parte del suo elettorato di centro-sinistra, più ha preso la sinistra, c'è stata una certa affermazione di chi è ancora più a sinistra, e mi riferisco a chi ha candidato Ilaria Salis, improvvisamente al Movimento 5 Stelle che cercava un nuovo ruolo, nuovo ossigeno, una nuova area politica dove collocarsi, che era la sinistra estrema. E il Partito Democratico con la Schlein gli ha tolto il tappeto sotto i piedi. Certo che vedere, diciamo per il Paese, vedere che nel campo delle opposizioni la gara è chi sta più a sinistra, non credo che sia un bene per il Paese. Giacomelli, le faccio quest'ultima domanda perché il tempo sta per finire. Ci saranno secondo lei ripercussioni a livello nazionale, regionale, anche locale su queste votazioni? Beh, a livello regionale io non direi, nel senso che nel corso della scorsa legislatura, la prima legislatura Fedriga, che è terminata nel 2023, abbiamo una grande affermazione nel Comune di Trieste di Fratelli d'Italia nel 21, una grandissima affermazione, l'esplosione nel 2022 di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, e noi non siamo andati a rompere le scatole. All'epoca io dissi che mai avremmo usato il nostro consenso come una clava contro il centrodestra. Noi siamo persone che si prendono un impegno con gli elettori. Lo abbiamo preso, è stato eletto, abbiamo candidato Massimiliano Fedriga, è stato eletto. Il nostro ruolo come forza di governo è quello di garantire il miglior governo possibile. Non ci metteremo né a usare la clava e nemmeno con il bilancino e nemmeno con strane alchimie, di posti, poltrone, strapuntini. Certo, appare chiaro che la linea politica di Fratelli d'Italia è una linea che è stata premiata dagli elettori e questo conta. Però noi ci siamo riuniti intorno a un programma, continuiamo a seguirlo, e credo che i cittadini non ci chiedano di buttare fuori un assessore, prenderne uno noi, o di avere una partecipata in più o una partecipata in meno. Ci chiedono di governare bene. Da questo punto di vista i voti presi alle europee, quantomeno in regione, non li consideriamo una forma di aumento di potere, la consideriamo una forma di aumento della responsabilità. Grazie a Claudio Giacomelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e capogruppo nel Parlamentino di Piazza Oberdan. Grazie a voi. Una buona giornata e un buon lavoro. E grazie alla domanda sull'infanzia, Max Pezzali. Poi parleremo anche di altro una prossima volta, se vuole, guardando indietro negli anni. Grazie a tutti per averci seguiti, buona giornata, arrivederci.